Buongiorno a tutti, possiamo dare inizio al corso di aeroformazione. Io sono Roberta Lazzari e mi occupo di progettazione comunitaria, in particolare di Interreg, riguardante la cooperazione territoriale. E Union Camere del Veneto ha organizzato questo corso di aeroformazione nell'ambito di una convenzione che abbiamo stipulato con la Regione del Veneto. Dunque l'intenzione di queste 2 giornate è cercare di dare tutte le informazioni, le indicazioni, i suggerimenti, ma ricevere anche da parte vostra eventualmente delle richieste di chiarimento o anche presentare un caso concreto, nel senso se state facendo una progettazione a livello europeo con finanziamento diretto, i nostri esperti possono dare supporto ed è anche un riscontro. E AICRE è un'organizzazione che si occupa proprio della formazione degli enti locali nell'ambito della progettazione comunitaria. Tra altre cose organizza anche un master nell'ambito proprio dell'aeroprogettazione. Dunque queste 2 giornate vogliamo insomma dare un contributo a questa materia che delle volte è un po' complessa, soprattutto nel leggere un bando, i requisiti, la composizione del partenariato, la stesura del budget, che sono sempre cose che si fanno tante volte anche per mancanza di tempo alla fine, quasi alla fine del bando, però invece è importante partire già con delle idee chiare all'inizio, sin dall'inizio. Bene, dunque adesso io lascio già la parola ai nostri relatori, poi noi caricheremo tutte le presentazioni nel nostro sito e vi invieremo anche il materiale perché abbiamo i vostri indirizzi email e poi naturalmente noi siamo a completa disposizione per ogni richiesta e chiarimento, eventualmente ci scrivete se avete bisogno di informazioni, va bene? E buona giornata. Prego. Grazie. Buongiorno a tutti, sono Giampaolo Peccolo e con Raffaella Lioce siamo i vostri docenti per questa giornata organizzata da Union Camere, che ringrazio per l'invito e con cui mi complimento per questa iniziativa che non è nuova, perché so che il corso di Euroformazione di Union Camere ha ormai una lunga tradizione, si ripete da diversi anni, già altre volte abbiamo avuto l'occasione di collaborare e siamo felici di farlo anche quest'anno. Mi e ci presento brevemente. AICRE è l'associazione, è la sezione italiana dell'Associazione Europea degli Enti Locali, che si chiama Consiglio dei Comuni e Regioni d'Europa. È un importante soggetto che opera a livello dell'Unione, soprattutto anche all'interno del Consiglio d'Europa, ma evidentemente soprattutto in rapporto, in riferimento all'Unione Europea, come portatore degli interessi degli enti locali e regionali nei confronti appunto del processo di integrazione e delle istituzioni europee. Gli enti locali sono evidentemente riconosciuti nei trattati come degli interlocutori, anzi necessari, per l'implementazione delle politiche comuni, che ovviamente sono, come ben sapete, in ampia parte prerogativa dell'Unione Europea, cioè vedono nell'Unione il primo player, cioè il soggetto che ha diritto di prima mossa, così definito dagli Stati, quindi molto più di quanto magari un cittadino normale, un comune cittadino non riesca a percepire. È chiaro che l'Unione Europea ha una competenza normativa e quindi politica, o politica e quindi normativa, anzi, su una serie sterminata di materie, probabilmente tutte quelle anche nelle quali operate o voi siete interessati ad operare se siete qua. Vuol dire che riconoscete questo ruolo all'Unione ed effettivamente questo ruolo c'è, e non da oggi naturalmente, ma da un processo che è durato 60 anni e che negli ultimi 15 ha subito una fortissima accelerazione.
Nell'implementazione di queste politiche, quali che siano, dalla ricerca all'ambiente, all'immigrazione, all'integrazione, al lavoro, alla salute, al turismo, allo sport, all'economia, di cui tutti ben sappiamo, allo sviluppo delle imprese, di cui tutti ben sappiamo, allo sviluppo dei territori, alla politica di coesione, alla politica agricola, che molte volte viene identificato solo con questo. L'Unione oggi non rappresenta più certamente l'emblema dell'attività del comune, ma ne è soltanto una delle. E, ecco, alle politiche sociali è chiaro che, a parte i cittadini che più o meno ne percepiscono l'importanza di questa azione, evidentemente gli enti locali sono il terminale. E quindi da tempo, parlo appunto degli anni 50, quando è nata l'Unione Europea, anche gli enti locali si sono organizzati con una loro organizzazione che portasse all'interno dei processi politici e dei processi normativi, quindi in modo anche molto diretto, in modo molto lobbistico, se mi permettete di usare questa parola, anche quello che poi i sindaci, amministratori locali devono poi realizzare una volta che si tratta di applicare una direttiva, una norma che riguarda l'ambiente, il rumore, le energie, la sicurezza sul lavoro, eccetera. Questo è il lavoro che fa questa grande organizzazione che si chiama Consiglio dei Comuni delle Regioni d'Europa, e in Italia la sezione italiana che si chiama AICRE, che ha anche un ufficio qui regionale qui a Venezia. Ecco, il motivo per cui è chiaro che insomma, nell'ambito di questo lavoro ci incrociamo spesso, come molti di voi, con le opportunità offerte dai bandi europei, dai programmi europei. E, ecco, diciamo che la nostra competenza in questo campo ha una sua storia abbastanza interessante, abbastanza importante, vorrei dire, in questo paese, perché negli anni 90, a metà degli anni 90, proprio l'AICRE gli è stato finanziato un progetto che non aveva precedenti a livello europeo, un progetto che mirava alla definizione di modalità formative che aiutassero tutti i protagonisti dello sviluppo locale, usavamo questo termine all'epoca, ad acquisire le competenze in materia di europrogettazione, che era una parola che abbiamo inventato nel corso di quel progetto. Cioè, adesso è una parola che con grande soddisfazione vediamo usata ovunque in Italia, perché è un termine che nelle altre lingue non esiste, ma se questa parola in Italia esiste è grazie a quel progetto che fece l'AICRE nel 95, un progetto finanziato da una vecchia iniziativa comunitaria che si chiamava ADAPT e che voleva appunto stabilire le modalità di formazione idonee, opportune per coloro che si avvicinassero alla scrittura dei bandi europei, quelle che noi con un termine molto appunto così evocativo abbiamo chiamato europrogettazione, e che oggi con grande nostra soddisfazione, anche se brevettavamo sto nome avremmo fatto veramente i miliardi, però che oggi tutti chiamano europrogettazione. Bene, il progetto fu finanziato ed era una cosa ignota in quegli anni, perché i programmi europei erano pochissimi, oggi sono una cinquantina gli strumenti ai quali potete applicare, come direbbero gli universitari, ai quali potete applicare, sono una cinquantina. All'epoca erano una cinquina probabilmente, cioè erano pochissimi, e quindi vincere un bando europeo negli anni 90, un bando diretto, finanziato direttamente, ma questo penso che vi sia una distinzione nota, era un fatto alquanto raro. Ma a parte la soddisfazione di vincere un bando diretto nell'anteguerra, quando pochissimi avevano cognizione di cosa fosse, mentre tutti chiaramente conoscevano molto bene i bandi regionali finanziati da risorse europee, che
esistono tuttora evidentemente, come ben sapete. A parte la soddisfazione, dicevo, di questo risultato, quello che non credevamo che si sarebbe prodotto è il seguito di questo progetto. Nel senso che il progetto fu realizzato, fu portato, diciamo, queste modalità formative furono individuate e uno degli output che il progetto si proponeva e prometteva di realizzare, voi sapete quanto importanti sono e quanto vengono valutati dai valutatori, era quello di dare vita ad un centro che avrebbe negli anni portato avanti queste modalità formative, avrebbe prodotto nel tempo, riprodotto questi corsi, queste attività di formazione. E è un elemento importante questo, lo dico a voi che siete progettisti o vi candidate ad esserlo, o desiderate ad esserlo. Penso che anche chi di voi ha più esperienze conosca perfettamente l'importanza che ha quello che il progetto lascia dietro sé, perché è l'investimento che fa la Commissione europea, e guardate che sottolineo questa parola perché è fondamentale conoscere che poi noi andiamo a proporre alla Commissione europea un investimento, non un grant, cioè non una donazione. Fare un progetto europeo non significa, come penso sappiate, ma voglio insistere adesso in via introduttiva, non significa relazionarsi con un donor, con un mecenate, che siccome è ricchissimo, gronda soldi, non sa dove metterli, nessuno glieli chiede, mo adesso arrivo io e a me li darai, perché se non li sai dove mettere, anzi adesso arrivo io che sono sfigato, che sono in una zona depressa, che ho un sacco di bisogno, che sono pieno di problemi, che nessuno mi aiuta, che sono in un settore in crisi, che da noi le banche non fanno credito, che da noi c'è la disoccupazione, quindi sono talmente sfigato che i soldi me li vorrai bene dare, altrimenti l'Europa a cosa ci serve? Ecco, tutto questo non funziona evidentemente. Voi andate a proporre ad un partner finanziario un'idea che è la migliore che potete proporre, che è la migliore, quella che serve all'Unione Europea. Andate a proporre una partnership e proponete all'Unione Europea di investire su di voi e sul vostro partenariato che sta realizzando un'idea utile alla politica comune, non utile a voi stessi, evidentemente è utile anche a voi stessi, chi pensa che non sia così. Però è chiaro che l'approccio corretto è quello, guarda, se investi su sta cosa, cara Europa, cara Commissione Europea, cara autorità di gestione, caro valutatore, guarda che cosa ti do in cambio, guarda che i risultati che puoi avere, guarda come ti testo quella direttiva, guarda come ti testo questa azione politica che stai portando avanti, guarda come ti testo una soluzione a questo problema europeo che tutta la Commissione Europea, anzi tutti i Paesi membri, anzi tutti gli organi dell'Unione definiscono un'emergenza. Io con il mio progetto ti do un test, ti do una soluzione, ti porto magari a prendere una decisione che forse non avresti preso. Questo è l'approccio. Non il mio bisogno al centro, il tuo bisogno al centro, cara Europa. Con questo ecco, con questo approccio, che per noi ovviamente eravamo neofiti, quindi l'abbiamo capito facendo che la strada era questa. Comunque abbiamo detto, buona, faremo quello che stabiliremo con questo progetto di sviluppo di modalità formative, lo realizzeremo nel tempo all'interno di un centro che nascerà appositamente. Tutto questo è ciò che è avvenuto, questo centro è nato a Venezia, all'isola di San Servolo, presso Venice International University, dove da 20 anni, oltre 20 anni, prosegue la sua, direi, soddisfacente attività
il centro di formazione in neuroprogettazione della Venice International University, che è nato con quel progetto e dove realizziamo il master in neuroprogettazione, che è abbastanza riconosciuto, insomma abbastanza noto e famoso, che personalmente dirigo, e dove una delle docenti è Raffaella. Assieme a questo abbiamo poi avviato alcune, diciamo, quello è l'attività più forse, ecco, che ci ha reso abbastanza famosa, perché Venezia è un po' un punto di riferimento. Da quello poi sono nati, direi, decine di corsi di neuroprogettazione in tutta Italia, che si ispirano in realtà a quella modalità formativa, e questo è stato, direi, la nostra soddisfazione. Anche non è che ci sia un problema di concorrenza qui, anzi direi che è una soddisfazione vedere quanti, a volte anche molti ex allievi, hanno a loro volta fatto partire iniziative di formazione ispirate all'europrogettazione. Nel frattempo il centro, appunto, si è rafforzato e ha attivato anche altre forme, insomma, abbiamo un'attività di studio, di monitoraggio sui programmi che escono, cioè cerchiamo di capire dove va la programmazione europea, quali sono i trend, quali sono i punti di forza che stanno premiando i progetti in un momento storico particolare. Guardate che cambiano, cioè ci siamo resi conto che quello che magari era premiante all'interno di un progetto europeo negli anni 90 o nei primi anni 2000, oggi non è più quello che è premiante, perché altre parole, altri concetti, altri valori all'interno dei progetti hanno preso forza. Per far questo bisogna studiarseli, bisogna vedere chi vince, vedere perché vince e cercare di capire delle regole, se ci sono, e non sempre ci sono, perché nel nostro lavoro l'imponderabile è all'ordine del giorno, cioè non sempre sappiamo spiegare perché un progetto ha perso, e a volte non sappiamo neanche spiegare perché un progetto ha vinto. Siamo sorpresi noi stessi a volte. Venice International University vive di progetti europei anch'essa, quindi ne fa. La nostra didattica si fonda su quello che facciamo e non su una teoria che sarebbe valida forse in un breve momento, che poi non sarebbe più valida. Quindi ecco, cerchiamo di trarre dalla fase che stiamo vivendo, dove le emergenze cambiano e dove il nostro, diciamo, interlocutore, la Commissione europea, vedi che ha cambiato le priorità, e quando le cambia non è che non si faccia capire, non è un partner silenzioso, non è come essere in una di quelle coppie in cui uno parla tanto e l'altro non parla mai. E dice, ma cosa pensi? No, invece attraverso proprio i programmi, i progetti finanziati, capisci dove sta andando l'Europa e quali sono in un certo momento i temi su cui vuole, ritorno a ripetere questa parola, investire. Ecco, il centro universitario di formazione in neuroprogettazione fa questo, ecco, a parte fare corsi, fare il master soprattutto, che ha una sua modalità abbastanza interessante, definita ancora in questo progetto di sviluppo, perché ecco, parte con una settimana che gli allievi passano da noi, intensiva, e poi ciascun allievo scrive il suo progetto nel suo settore di lavoro, e finché non ha terminato il master non ce l'ha. Poi abbiamo gente che ci mette anche 2 anni a portare a casa il master, che è il tempo massimo che noi diamo. 2 anni, perché a volte i progetti questa gestazione hanno, e poi se qualcuno si è già cimentato sa che non è una cosa degli ultimi 10 giorni, neanche dell'ultima settimana. C'è un bando interessante, aspetta che scriviamo. No, non va bene nei progetti europei, non puoi farlo nei progetti europei. La definizione dell'idea progettuale parte settimane, mesi prima dell'uscita del bando, non della scadenza, dell'uscita del bando.
mesi, settimane, mesi prima dell'uscita del bando, che normalmente i 3, i 4 mesi poi ve li dà per scrivere il progetto. Questi sono i nostri tempi, i vostri tempi, come vi insegna chi ha esperienza su questo settore, ci insegna. Ecco, e questa è la strada che fanno i nostri allievi. Una settimana ci serve per le istruzioni di montaggio, per leggere il libretto dell'IKEA su come si monta il mobile, poi però hai il tuo tempo per costruirtelo il tuo mobile che ti serve nel tuo settore, perché un'altra delle leggende che abbiamo cercato di smontare è quella che esista una figura che si chiama europrogettista, ma non esiste l'europrogettista, non esiste uno inteso come un esperto di progetti europei che un giorno fa un progetto sull'ambiente, un giorno sull'energia, un giorno lavora su un progetto di ricerca, poi si occupa di politiche urbane, poi si occupa di sociale, poi fa un progetto sui giovani, sui disabili, sulla sanità perché è amico di uno dell'ASL. No, cioè, a parte figure enciclopediche come Raffaella, che è una delle più trasversali, ma che comunque anche lei, o come docenti nostri, hanno un ambito abbastanza delineato, perché un progetto europeo, prima di una meccanica di costruzione in cui applichi alcuni strumenti di cui parleremo oggi, di cui parlerete le prossime volte, sentirete le prossime volte se avrete la cortesia di esserci, e di cui magari parliamo anche a Venezia, a San Servolo, alla Venice. Però ecco, è un progetto, è innanzitutto un'idea formidabile, nuova, un'idea diciamo aggressiva rispetto agli interessi dell'Unione, in particolare della direzione generale che gestisce quel programma. E per scovare un'idea occorre essere su quell'argomento con cognizione di causa, non da questa mattina alle 8 e alle 9 cominci a scrivere il progetto, non funziona così. Chi si occupa di progetti europei è innanzitutto, lo dico sempre, un ricercatore, uno studioso. Uno studioso di cosa? Delle politiche comuni, della sua politica comune. Ti occupi di ambiente. Bene, non puoi fare un progetto europeo non solo da non esperto in campo ambientale, ma da non esperto in politica comune dell'ambiente. Cioè, chi vince, chi riesce maggiormente a sviluppare non solo degli ottimi progetti, ma anche dei grandiosi partenariati che sono la chiave per vincere il progetto. La forza del partenariato oggi pesa tanto quanto l'idea progettuale e sicuramente di più della tecnica con cui è scritto il progetto. La forza della partnership. Ma la partnership, cioè per sapere chi è forte in quel settore, devi essere in quel settore. Aver partecipato magari anche a qualche open day dove vedi chi ha scritto cosa, però conoscere perfettamente l'area in cui il campo di gioco in cui vuoi andare a giocare la tua partita. Se ci entri il giorno stesso perché fino al giorno prima hai giocato su un altro campo di gioco o su nessun campo di gioco, è chiaro che ti trovi a giocare a una partita di pallavolo senza sapere che esiste la doppia, che esiste cioè sapere le regole. Si entra ecco, in questo senso dico, una cosa che abbiamo, diciamo sempre ai nostri allievi alla Venice, è di studiare tantissimo l'Europa, possibilmente anche innamorarsene ed amare l'Europa. Sinceramente non conosco persone con una conoscenza così superficiale, a volte banale, del processo di integrazione, dei valori europei, che poi sia fortissima a fare i progetti. Magari esistono, non li ho ancora incontrati però. Cioè, vedo chi, anche dei nostri allievi, anche dei nostri docenti, che portano avanti
veramente dei progetti grandiosi, con dei grandi partenariati, con dei grossi budget, però vi posso assicurare, sono anche persone che hanno una grandissima conoscenza dell'Europa, della Commissione, di quello che fa, dei processi che sono in corso, del dibattito che è in corso, delle posizioni che si scontrano, di quello che sarà l'immediato futuro o il futuro più remoto, la linea di azione, dei progetti migliori che sono stati finanziati e li hanno visti e magari sono andati a vederseli anche sul posto, sono andati a parlare con i capofila, a dire cosa state facendo? Voglio capire perché questo progetto è passato. Chiaro che se tu operi così, ed è così che vi consigliamo di operare, anzi è così che da formatori diciamo che bisogna operare, e anche quando noi stessi magari ogni tanto diventiamo un po' approssimativi per tantissime ragioni, però così facendo è chiaro che tu non puoi lavorare con la stessa profondità nelle energie rinnovabili e nei giovani immigrati di seconda generazione che non vanno più a scuola. Cioè, quindi ecco, per cui lo studio diventa fondamentale. Questo è il motivo per cui anche quando un nostro allievo parte con la settimana di istruzioni che fa da noi e poi ci mette 2 anni a tirar fuori il progetto, non è perché è un testone, è perché è forte molte volte, è perché è uno che ha veramente capito cosa significa farsi un mazzo tanto di studio su quelli che sono stati gli ultimi 10-15 anni di politiche comuni nel settore in cui lui poi va a pescare l'idea veramente formidabile. E abbiamo fatto poi questo osservatorio a cui veramente tengo tanto, abbiamo poi altri servizi, abbiamo un corso sulla gestione dei progetti europei che è una cosa che è un po' più recente, però tutti molte volte i nostri allievi, ma anche chi si relaziona con noi, diciamo che da tutta Europa vengono un po' per curiosità, un po' per confronto, a volte abbiamo anche il piacere di confrontarci tra esperti, però il discorso della progettazione è quello a cui tutti entrano in risonanza. L'idea di avere un finanziamento europeo è suggestiva, oltre che capisci subito l'importanza che può avere per la tua organizzazione, per la tua carriera. Dici, ma se io so portare qualche milione di euro alla mia organizzazione, oh caspita, che bello che sarebbe. E avete ragione, perché è una soddisfazione, oltre che finanziaria, anche personale, elevatissima. Ma quello che molte volte viene trascurato è che la gestione dei progetti è intanto complicata, intanto rischiosa, intanto è la premessa fondamentale per le future progettazioni, intanto ti permette di stringere i rapporti con i partner, intanto ti permette di acquisire visibilità con la Commissione che tende a fidarsi di chi ha già fatto progetti e li ha fatti bene. E soprattutto, non so se sia il caso di alcuni di voi che siete qui, nella gestione dei progetti europei c'è una fondamentale carenza di persone. È lì. Il motivo non lo sappiamo neanche noi. Chiaro che la progettazione si risolve in qualche mese, la gestione di un progetto porta via 3 anni e già questo spiega perché nella gestione c'è più bisogno di persone e di persone in gamba. E quindi ecco, e questo noi lo vediamo anche dal nostro servizio placement, che è un altro servizio che abbiamo all'interno della Venice e che da cui vi riporto un dato che può essere interessante per voi che siete qua in un corso di Euroformazione, e che su 10 richieste che ci arrivano da aziende, da consulenti, in qualche caso anche da ente pubblico, 10 richieste di personale, calcolate che 8 su 10 sono sulla gestione del progetto, non sulla progettazione. Questo è interessante, questo dato. Vuol dire che c'è una massa di progetti europei, ma in Italia le richieste ci arrivano da tutta Europa e noi le veicoliamo senza fare, ovviamente, anzi ci mancherebbe che lo facessimo proprio noi,
un setaccio tra il fatto che una richiesta arrivi da un paese europeo che arrivi dall'Italia. Ma ecco, questo dimostra che ci sono tanti progetti vinti e ve lo confermiamo. In Italia, in Europa, la Commissione finanzia veramente tantissimi progetti e in tutti questi 40-50 programmi diretti immaginate e, e gestirli è un impegno dove servono professionalità tanto quanto o forse più di quelle che servono per scriverli quei progetti. Tenete conto anche di questo. Bene, allora oggi il tema, per cui adesso lascio la parola a Raffaella, a cui ho fatto una premessa che forse lei voleva più breve, no? Ecco, svilupperemo questo argomento, saper leggere un bando di gara europeo e costruire un progetto di successo. Ecco, una piccola nota metodologica, ecco, nella nostra terminologia i bandi di gara sono un'altra cosa e sono un'area abbastanza interessante rispetto al call for proposal, che sono proprio quelle in cui vengono richiesti progetti, a cui invece poi abbiamo capito il corso tendeva. Il bando di gara sono invece call for tender, cioè gare nelle quali non devi presentare un progetto, ma devi presentare un'offerta, che è un'altra area interessantissima della spesa pubblica della Commissione europea, che assorbe una quantità di denari pubblici superiore addirittura a quelli che vengono investiti nei progetti. I bandi di gara si formano anche lì dei partenariati, si formano delle cordate, la Commissione europea ha già il suo progetto da realizzare e cerca chi glielo fa alle migliori condizioni. Se avete frequentazioni con grosse società di consulenza, ma anche grosse società in genere che possono candidarvisi, università, enti pubblici, sui bandi di gara è un'altra area interessantissima e normalmente chi dall'europrogettazione passa ai bandi di gara non torna più indietro per una serie di ragioni. Ho fatto il contrario, forse ho sbagliato qualcosa. Mi smentisce in diretta, quindi va bene. No, sì, effettivamente, però Ho sbagliato qualcosa. forse Potrei effettivamente. pensarci tornare. No, qui parliamo di bandi legati a call for proposal, quindi a bandi per progetti, dove sì, c'è gara, effettivamente c'è gara, però è una valutazione di progetti in base ai criteri che i valutatori usano per valutare questi progetti. Alcuni molto noti, la pertinenza, la validità dell'idea, la forza del partenariato, la coerenza, il valore aggiunto europeo, alcune cose di cui parleremo in questi 3 incontri. Per cui anche abbastanza prevedibili. Quello che magari non si può prevedere quanti progetti sono presentati, perché poi quello diventa evidentemente un valore discriminante. E costruire un progetto di successo. Quindi la seconda parte del titolo che ci è stato assegnato è la pietra filosofale, cioè è la trasformare il ferro in oro che l'uomo ha sempre ricercato. Ecco, al netto delle questioni imponderabili, però, costruire un progetto di successo può avere ecco, si può trattare dell'argomento, si può parlarne, perché effettivamente è vero che abbiamo dei programmi europei con dei success rate desolanti, 7-8%. In alcuni programmi arriviamo a questi tassi di progetti finanziati su progetti presentati. Tanto per dirvi a che livello siamo,
come attività di presentazione di progetti, in cui un'attività nella quale l'Italia tra l'altro è sempre ai primi posti. Quindi dall'Italia partono un sacco di progetti. E sarà forse anche per colpa dei corsi, però, ecco, arriviamo a a dati del genere, che vuol dire che 90 hanno scritto per niente, o forse non hanno scritto del tutto per niente, cioè hanno messo in moto un'attività di colloquio, di relazione, di studio, che anche magari se non ha portato al primo tentativo ad avere subito il cofinanziamento europeo, ma magari può, con ripresentazioni successive, almeno dare una seconda o una terza chance. Ecco, certo è, e questo vi prego di crederlo così un po' sulla fiducia, perché la frase mi rendo conto che è un po' apodittica, però in mezzo a quel 90% c'è anche tanta robaccia. E questo è è un dato nel quale dobbiamo investire. Cioè, ecco, il senso di facilità del meccanismo, beh dai, che ci vuole tutto sommato. Ecco, attenzione, non è esattamente così, non è facile. Non tanto nella scrittura del progetto, dove più o meno le tecniche si sono abbastanza delineate, e questo è uno degli aspetti interessanti dei programmi diretti. Cioè, molto più magari che nei bandi regionali, molto più che nei bandi privati, quando magari fate una richiesta alla fondazione della Cassa di Risparmio, perché lì sì, vi manca il pulmino per la società sportiva, e questo magari, ecco, chiaramente non è un progetto europeo questo, ma può essere applicato un bando del genere. Ecco, certamente è possibile delineare degli strumenti che permettono ad un progetto di essere, almeno dal punto di vista tecnico, ottimale. Poi c'è la valenza dell'idea, naturalmente, la forza dell'idea, e questa è la parte più imponderabile. A volte, e concludo, vengono dei candidati allievi, per fortuna, anzi, che vengono di persona alla Venice a parlarci e dire: ma io vorrei fare questo percorso, vorrei iscrivermi qua, ma dopo saprò fare un progetto europeo alla fine. Saprò, anzi ancora di più ovviamente, specie qualcuno che magari potrò lavorare in questo settore. È una risposta legittima, specie quando viene magari da persone giovani o da persone un po' che hanno paura di investire, anche perché le condizioni magari economiche impongono un po' di oculatezza. È difficile rispondere, perché, ma non è per nascondersi alle proprie responsabilità, perché se non credessimo in queste cose che diciamo saremmo i primi ad avere altro da fare, credeteci. Perché crediamo in quello che facciamo e che ha un senso la formazione in questo campo, ma l'idea ce la devi mettere tu. E tu puoi avere 7 lauree, e guardate che capita anche a noi, di fronte a bandi che sembrano scritti apposta per noi, di trovarci con il deserto cerebrale e dire: no, ci vengono in mente solo cagate, non possiamo presentare sta roba qua, non passerà mai. E ti arriva magari il giovane che esce da chissà da che notte o così, che si presenta mezzo assonnato e dice: sentite, ma avrei pensato a un progetto con questa attività dentro. Questo guarda questo, che idea che ha avuto. Lavorare nella progettazione europea non è una questione di studi fatti, di provenienze, di lauree nel curriculum. Qual è la laurea giusta per fare? Io che ho studiato storia, posso occuparmi di progetti europei? Hai voglia. Nei 20 anni che formiamo persone, vi assicuro, ci sono capitate tutte le provenienze, compreso un fakiro che si è iscritto, che ha fatto il master in aeroprogettazione provenendo da un circo,
era interessato al programma europeo che finanzia i progetti nel campo delle arti visive, delle arti e degli spettacoli, che si chiama Europa Creativa, anzi all'epoca si chiamava ancora Cultura 2000, ed è venuto a fare il master e l'ha fatto molto bene, portando un progetto straordinariamente innovativo. Quindi questo lo dico per incoraggiarci, perché c'è chi, ecco, non conta chi sei o chi sei stato, conta quello che riesci a tirare fuori con la capacità creativa in un lavoro che è appunto la progettazione europea, che è molto creativo, è molto artigianale, è questo che lo rende così straordinario. A parte il fatto di portare a casa soldi, il problema è che è l'ultimo dei pensieri della Commissione europea, che voi portiate a finanziarvi, cioè che voi possiate vivere con la vostra o che troviate risorse in più a quelle che potevano mettere i soci, le banche o chi non gliene frega nulla in realtà, gli interessa che tirate fuori, che avete ragionato sulle politiche comuni e su quelle politiche comuni avete tirato fuori delle idee nuove, e che è la parte più divertente di quello che facciamo. E cedo il microfono a Raffaella e poi magari interromperò, ok, se è il caso. Grazie e buona giornata e buon corso a tutti. Grazie. Bene, buongiorno a tutti, grazie Giampaolo di questa accurata introduzione con la quale abbiamo già avuto tutta una serie di input rispetto a concetti di bando, grant, tender, call for proposal, costruire un progetto di successo, abbiamo capito idee, creatività, abbiamo già avuto tutta una serie di indicazioni. Dicevo prima, io ho fatto il passaggio inverso, sono passata dal bando di gara alle call for proposal. Adesso poi nell'arco della presentazione che farò cercherò anche di mettere in fila questi argomenti, ma parto da questo anche per presentarmi. Io nasco architetto, c'è chi nasce storico, chi nasce fakiro. Io nasco architetto e da buon architetto ho fatto per anni bandi di gara a livello italiano, regionale, nazionale e anche a livello europeo. Però fin da subito ho incrociato questo mondo dei progetti europei, perché all'epoca anche i progetti europei finanziavano opere e infrastrutture e quindi erano rilevanti per la mia professione. E quindi viaggiavo insomma su questi due binari in parallelo. Poi il motivo per cui negli anni mi sono innamorata della dimensione call for proposal, abbandonando quello che è più il mondo del bando di gara, quindi bandi di progettazione. Chiaramente per me erano nell'ambito della progettazione d'architettura, servizi di architettura e quant'altro. Che cos'è stato? È stata quella dimensione di creatività che, per quanto l'architettura sia un'attività creativa, comunque veniva limitata rispetto a degli obiettivi precisi che erano prefissati a monte dal bando di gara. La call for proposal è appunto una domanda di proposte, di idee capaci di contribuire a quelle che sono le politiche, le priorità, le strategie europee. E queste proposal devono essere sviluppate e realizzate appunto attraverso un processo creativo, che è quello che mi ha affascinato molto in questi anni. Detto questo, procederei andando avanti con le slide che abbiamo preparato per la giornata e introducendo appunto le tematiche che andiamo ad affrontare. Come? Beh, le domande che ci vengono rivolte molto spesso quando si parla di europrogettazione sono anche le domande che mi sento rivolgere molto spesso quando mi chiedono: ma che lavoro fai? Allora, quando ho tempo di rispondere, mi occupo di progetti europei, di fondi, finanziamenti europei, in questi ambiti, eccetera. Quando non ho tempo dico l'architetto, così faccio presto, archivio la pratica, tutti capiscono.
Perché quando invece rispondo che mi occupo di progetti europei, mi arrivano appunto tutta una serie di domande che probabilmente a chi, magari qualcuno di voi già opera nell'ambito di in questo settore o si è già avuto occasione insomma di confrontarsi, di gestire, di entrare in percorsi di progettazione o quant'altro, altri meno. Comunque sostanzialmente nel costruire questa presentazione mi sono posta nei panni di coloro che che in maniera curiosa cercano di conoscere questo mondo. Quindi la prima domanda è: ma cosa finanzia l'Europa? Quali sono i programmi e le politiche? E chi di voi ha partecipato al primo modulo a questa domanda dovrebbe aver già avuto delle risposte, perché appunto il primo modulo parlava di politiche comunitarie, prossimo programmazione, quindi quali sono i programmi, che cosa finanzia. La seconda domanda, una volta che di solito insomma, che si capisce che cosa, chi finanzia, posso avere finanziamenti, io come, cosa e quando, ma dove trovo i bandi? Dove? Il dove mi muovo, cosa trovo, cosa cerco, eccetera. E a seguire o quasi in parallelo è il come. Ecco, sul come in realtà il come viene poi declinato e articolato in altrettante sottodomande. Ci sono tanti come, tanti how: come leggere un bando, come capire, come soddisfare i criteri di eleggibilità di un bando, come costruire una partnership, come scrivere un progetto, come gestire le relazioni, come fare, come portare a casa un finanziamento sostanzialmente, eccetera, eccetera. Ecco, quindi tornando al titolo del modulo 2 della giornata di oggi, cercheremo di fare cosa? Di rispondere al dove per quanto il tempo a nostra disposizione ci consente e cercheremo di ragionare sul come leggere il bando e capire non tanto come scrivere un progetto di successo, perché chiaramente i tempi a disposizione non sono sufficienti, ma abbiamo poi le giornate che seguono i prossimi moduli. Cercheremo però di capire qual è il gap che c'è tra un ottimo progetto e un progetto che ha una buona possibilità di essere finanziato. Quindi l'obiettivo delle prossime ore sarà conoscere il principale portale all'interno del quale vengono pubblicati i bandi europei. Usiamo bandi e la parola italiana, ma in realtà andremo a esplorare il portale dove si trovano sia call che tender, e poi ci inoltreremo nella dimensione delle call for proposal. Cercheremo poi di capire come leggere un bando, cercare per vedere se esiste una struttura tipica all'interno dei bandi. Ogni bando è diverso, è differenziato, ogni programma è diverso, ha delle caratteristiche specifiche, ma esistono degli elementi chiave, delle caratteristiche comuni ai vari bandi, o ogni volta è una storia a sé? Quindi fatto questo, facendo questo riusciremo anche a ragionare in termini di gap. Qual è la distanza tra l'ottimo progetto e il progetto europeo, che necessariamente deve essere un ottimo progetto? Ecco, di questa distanza ne parlava già prima Giampaolo, no? Questa capacità dei progetti di interessare il nostro interlocutore, il nostro finanziatore, quindi l'Europa, quindi la capacità di un progetto di contribuire al raggiungimento degli obiettivi strategici, delle priorità definite dalla Commissione europea attraverso politiche e programmi. Per quanto riguarda poi tecniche di scrittura, sviluppo e quant'altro, rimanderemo alle prossime giornate. Partiamo quindi dalla prima domanda: dove? Dove?
Rispondere al dove fino a qualche anno fa era abbastanza complesso, perché ogni programma aveva il suo canale, aveva il suo portale, aveva la sua area di accesso. Già con questo periodo di programmazione molti programmi sono confluiti all'interno di quella che fino a un anno e mezzo fa si chiamava Participant Portal. Un anno e mezzo fa, poco più forse, hanno cominciato a costruire una nuova piattaforma che si chiama Funding and Tenders Platform, detta anche Single Electronic Data Interchange Area. L'acronimo è SEDIA. Quindi noi ci prendiamo una comoda sedia, ci sediamo e cominciamo a capire come funziona questa piattaforma, all'interno della quale è stato trasferito l'intero Participant Portal e non si legge molto, ma adesso magari ci metto una lente di ingrandimento o comunque insomma vi leggo un po' di cose io direttamente, all'interno della quale troviamo tutti i programmi che erano nel Participant Portal e cominciamo a trovare anche altri programmi di tipo diretto. Cosa non troviamo in questa piattaforma? Non troviamo programmi come l'Interreg, il programma Urbact, il programma UIA, che sono quei programmi che utilizzano il fondo per lo sviluppo regionale, quindi il fondo FESR, i quali vengono ancora oggi gestiti all'interno di siti specifici del singolo programma. Ma in questa piattaforma troviamo programmi. Mi hanno detto che non mi posso alzare perché bisogna che registrano. Aspetta che cerco di leggere qui allora. Troviamo il programma Salute, troviamo il programma l'Horizon chiaramente, troviamo il programma per la protezione civile, troviamo il programma sì. Il Fondo Asilo e Migrazione, troviamo il programma REC, troviamo il programma insomma, tutti quei programmi che erano sulla piattaforma dei partecipanti. La novità è che ora all'interno di questa Funding and Tenders Platform troviamo anche Creative Europe, Erasmus, credo anche Europa per i cittadini, eccetera, cioè quei programmi che non si trovavano nella eLife, che non si trovavano nella piattaforma dei partecipanti, ma che vivevano nelle loro piattaforme a sé. Il processo di migrazione di questi programmi all'interno di questa nuova piattaforma non è ancora completo, ma dovrebbe appunto completarsi all'inizio della nuova programmazione. Ecco quindi che questo diventerà il principale canale di accesso per trovare tutte le informazioni sui bandi, o meglio sulle call for proposal, ma anche sui tenders. I tenders sono quelli che noi in Italia chiamiamo bandi di gara, quindi call for proposal sono i bandi che ci interessano in questa sede, sono quelle situazioni in cui l'Europa chiede proposte all'interno dei programmi cioè proposte di idee, proposte, progetti da cofinanziare per raggiungere gli obiettivi e le politiche predefinite a livello dalla Commissione, quindi attraverso i programmi, eccetera. Nella stessa piattaforma troviamo anche i tenders, cioè all'interno di quel programma, per esempio, o all'interno di una determinata situazione, di una determinata area, una commissione o quant'altro stabilisce la necessità di fare per esempio una raccolta dati, uno studio, un'analisi o quant'altro e pubblica sempre in questa piattaforma il bando di gara. Nel dubbio qui sotto troviamo una spiegazione che cos'è una call for proposal e che cos'è una call for tender. Quindi nel dubbio la piattaforma stessa ci guida a capire qual è la differenza. Come navigare all'interno di questa piattaforma? C'è un canale search, un motore di ricerca,
possiamo fare ricerche per parole chiave, possiamo fare ricerche per conoscendo già il codice del bando, se per caso abbiamo letto una notizia, se abbiamo già delle indicazioni e trovarlo immediatamente. Possiamo cliccare direttamente sul programma e aprire la pagina del programma. Chiaramente poi sono funzionalità che vengono continuamente sviluppate e implementate, quindi insomma come si fa su tutti i siti internet, uno va lì, comincia, traffica e alla fine trova il sistema. Non avendo ora il collegamento internet, nelle slide abbiamo simulato alcuni passaggi. Sì, ecco, ricordatevi appunto la differenza tra call for tender e call for proposal. Le call for proposal gestiscono le sovvenzioni, cioè i grant. Attenzione alla differenza. La differenza, ecco, mi piace molto questa immagine che molto spesso è quella che abbiamo in testa quando ci avviciniamo. Ah, c'è il bando, ok, andiamo. Portiamo a casa, no, dicevamo prima, no, 5%, 7% di possibilità, una sfida incredibile, sì, la vogliamo affrontare, sì, siamo consapevoli, ma dobbiamo assolutamente conoscere i meccanismi che stanno dietro. Allora, che cos'è un grant, che cos'è una sovvenzione? La sovvenzione è un contributo finanziario accordato a titolo di liberalità che la Commissione concede a un beneficiario, che tendenzialmente è un co-beneficiario, a copertura parziale dei costi per la realizzazione di un progetto capace di contribuire alle politiche e alle strategie predefinite dalla Commissione stessa. E questi bandi, adesso mi devo alzare perché se no mi si siede la voce, posso? Chiedo all'operatore in fondo se posso alzarmi. Allora, è come dire, l'Europa stabilisce delle strategie e delle politiche. Per attuarle non si sente. Meglio. Per attuare le politiche e le strategie definisce i programmi. I programmi quindi diventano degli strumenti finanziari per raggiungere quelle politiche. All'interno dei programmi si innescano le call for proposal. Quindi i progetti che sono un ulteriore anello di questa catena, quindi strategie, politiche, programmi. La call for proposal è il punto di collegamento tra le politiche e l'agire che secondo il principio di sussidiarietà l'Europa stabilisce che si va ad agire a livello più efficace, non necessariamente il più delocalizzato, ma il più efficace. Quindi la call for proposal è il momento in cui l'Europa apre a quei soggetti che più efficacemente possono contribuire a raggiungere quelle politiche, quegli obiettivi, quelle strategie e apre una competizione di fatto. Allora, politiche, strategie, programma, call for proposal, proposal. Non tutte le proposal vengono selezionate e finanziate. Il 5, 10, 15% quando va bene. Come fare a stare lì dentro? Dentro al 10, al 15, al 20%? Bisogna innanzitutto leggere molto bene la call for proposal. È sufficiente? No, bisogna leggere molto bene il programma. È sufficiente? No, bisogna leggere e conoscere molto bene il programma. È sufficiente? No. Dicevamo fin dall'inizio le politiche, le strategie. Non solo le conoscenze settoriali, tecniche, metodologiche di quell'ambito, che sono quelle che ci permettono di innescare il processo innovativo in quell'ambito, ma l'apparato politico-strategico di riferimento. Quando riusciamo a sviluppare un'idea che si colloca all'interno di questo meccanismo, ecco, quell'idea ha una buona probabilità di portarsi a casa sta saccoccia.
Posso fare una sottolineatura su questo? Allora, sottolineo due cose che erano nel discorso di ora. Quando adesso Raffaella ha detto, guardate, per fare il progetto bisogna bando, il programma, nella conoscenza del programma è veramente fondamentale, e lo sta diventando sempre di più, studiare quella che noi chiamiamo la progettografia. Cioè, quando fai una tesi hai la bibliografia, che è quello che ti sei letto o che avresti dovuto leggerti. Poi sappiamo bene che gli studenti fanno una bibliografia lunga da qua fin là, mettendo dentro il 90% di cose che non sanno nemmeno dove siano, ma fare una bella bibliografia. Ecco, la progettografia invece per fare un progetto è molto importante. Cioè, nello studio del programma non è solo guardare le priorità, chi è eleggibile e chi no, e i termini poi dei bandi, quanti bandi ancora usciranno, eccetera, ma andare a vedere chi è stato finanziato, che cosa ha prodotto negli anni precedenti, a parte per una ovvia ragione di non proporre qualcosa già presentato in forma magari molto identica, ma anche per capire i trend che sono stati in qualche modo stabiliti con i precedenti progetti finanziati. La seconda cosa, che questa risale magari a 5 minuti fa, che però non volevo interrompere, quando si parla del portale Funding and Tender Opportunities, mi pare, no? Nel nuovo nome, il SEDIA, noi ve lo stiamo facendo vedere in risposta al programma che dobbiamo trattare oggi, ma voi non dovete partire da di là. Non dovete partire andando a vedere che programmi ci sono sul portale. Ricordate quanto vi dicevo, voi dovete partire da scegliere chi siete, dove operate, qual è il vostro settore, dove ritenete di avere qualche cosa da dire, dove ritenete di avere qualche domanda a cui rispondere con i vostri progetti. Non preoccupatevi che studiandovi la direzione generale, quello che ha detto il commissario, adesso che fra poco li avremo finalmente tutti, ma anche i precedenti, quello che sono stati i programmi, arriverete da esperti di quell'area e di quella politica comune, ci arrivate a trovare dove è il bando, sia che esso sia già transitato nel portale unico, sia che esso non sia ancora transitato, perché alcune DG non vogliono perderli, il controllo lo vogliono tenere loro, quindi stanno un po' rallentando il trasferimento sul portale unico del loro programma europeo, ma questo non deve essere un vostro pensiero. Voi non preoccupatevi che quando scegliete il campo in cui giocare, arriverete, se non lo sapete già, ma probabilmente già lo sapete, anche a conoscere benissimo i programmi che finanziano progetti in quel settore, quali sono, dove si trovano, quali sono le scadenze, e a quel punto andrete lì soltanto per compilare, quando sarà aperto il bando, quell'e-form che vi permette di introdurre il progetto, perché i progetti quasi sempre ormai li potete introdurre soltanto a bando aperto, perché sennò vi mancano anche i formulari, ma a quel punto lo sapete. Scusate, sì, per questo. Sì, allora nella piattaforma c'è, quando si entra, appunto si vedono tutti i programmi, ma c'è questa funzione cerca. Nella barra cerca si possono mettere delle parole chiave possono essere parole settoriali, parole d'ambito, l'ambito di interesse, e noi dopo la pausa faremo queste due simulazioni, sia con una parola chiave che con la scelta di un programma. Prima però di esplorare questo meccanismo e di leggere i bandi che escono appunto in questo momento nella piattaforma, vorrei finire 2 o 3 ragionamenti e anticipare, farvi visualizzare quelle che sono i siti, vedete come sono diversi l'uno dall'altro,
di programmi che non si trovano all'interno di quella piattaforma. Dicevo prima l'Interreg, l'Urbact e l'UIA, per esempio. Qua ci sono 2 esempi dei siti Interreg, l'Interreg Italia-Croazia e l'Interreg Med. Vedete, hanno anche un'interfaccia completamente diversa, se non il fatto che hanno un logo di fatto simile. Questo è il canale di accesso ai bandi dell'Urbact e questo è quello dell'UIA, quindi piattaforme diverse, siti diversi e modalità di accesso ai bandi differenti. Insomma, uno lo sa, lo cerca e lo trova. Un ragionamento su come leggere i bandi e quali sono gli elementi di attenzione nella lettura del bando. Dopo faremo pausa e dopo la pausa navigheremo virtualmente, perché lo faremo attraverso le slide nel portale. Come leggere un bando nella prospettiva della scrittura di un progetto vincente? Beh, allora la domanda che ci si pone spesso è: ma insomma, se i portali sono diversi, i programmi sono uno diverso dall'altro, perché poi quando leggete i programmi vi rendete conto che sono differenti nella struttura, nella formulazione, nell'elaborazione, chiaramente nei contenuti, ma quello va da sé. Beh, se i programmi sono diversi, i bandi sono diversi, come ci si approccia? I consigli sono 2. Innanzitutto, il primo consiglio è quello: man mano che si leggono questi strumenti e che si scaricano documenti, linee guida dei vari programmi, piano piano è necessario costruirsi il vocabolario, un proprio vocabolario dell'europrogettazione lo chiamiamo, poi passateci questo termine, in realtà è un vocabolario utile a comprendere questi strumenti e è possibile autocostruirselo man mano che si leggono gli strumenti. Molti programmi hanno dei glossari incorporati, molti programmi hanno delle linee guida che spiegano anche come, che cosa quel programma intende per output, cosa intende per deliverable, e magari scopriamo che 2 programmi intendono cose differenti per la stessa parola. Ecco, quindi attenzione alle terminologie e a come queste terminologie sono utilizzate nell'ambito di quel programma e di quel bando. Qui non c'è la possibilità di fare come dire, un vocabolario univoco, perché molto spesso capita che il programma declina una parola in maniera diversa rispetto ad un altro programma. Sicuramente una cosa che bisogna fare è quella di cercare di capire quali sono le informazioni chiavi da estrapolare dalle call for proposal, e alcune esistono e sono comuni a tutti i bandi. Non sono messe nello stesso ordine, con la stessa modalità nei bandi, ma sappiamo che quelle devono essere estrapolate. Costruirsi il vocabolario comune attraverso la lettura attenta di programmi con le linee guida. Ecco, qui trovate tutta una serie di possibili parole che emergono dalla lettura dei bandi. Non vi tedio leggendole, le troverete poi nei materiali. Mentre per quanto riguarda le informazioni chiave, diciamo che cerchiamo sempre di lavorare attraverso delle checklist oppure attraverso dei form che ci aiutano nell'estrapolare queste indicazioni. E quindi, perché non vai avanti? Ecco. Da queste checklist possiamo anche costruire un form di analisi del bando, dove andiamo a riassumere e a prendere nota delle informazioni. Man mano che leggiamo, copiamo e incolliamo le informazioni di base. Questa operazione, che nonostante siano tanti anni che mi occupo di progetti europei, continuo a farla. La faccio non solo per me stessa, per capire, per leggere, per interpretare quel specifico bando, ma è utile anche per comunicare il bando alle parti interessate, a soggetti terzi, a colleghi che magari non hanno tempo di leggere tutto il bando,
i livelli alti dell'organizzazione con cui mi interfaccio, perché di sicuro non leggono il bando e tutto il corpus di documenti allegato a quel bando, e quindi una scheda di sintesi in cui si trasferiscono le informazioni chiave è utile non solo per chi lavora su quel bando ed estrapola le informazioni, ma anche per comunicare quelle informazioni ai soggetti con cui poi si andrà a prendere la decisione di proseguire nella progettazione, o ai soggetti con cui si andrà a lavorare assieme. Okay? Quindi di solito queste informazioni si articolano in 4-5 categorie. Tutto quello che sono i reference rispetto alla call, quindi il programma, la call, la deadline, il topic di riferimento, poi il corpus centrale del bando, lo scopo, gli obiettivi specifici del bando, gli elementi di eleggibilità, cosa è eleggibile, cosa no, in termini di numeri, di area, di territori, di partenariati, di soggetti. Adesso poi li vediamo uno a uno. E poi le informazioni relative appunto al finanziamento, al cofinanziamento. E infine uno spazio che magari non è interessante per i nostri interlocutori, ma è interessante per chi progetta, cioè i criteri di valutazione di quel bando. Le informazioni chiave, quindi: programma, finalità, obiettivi, attività ammissibili, scadenza. Eleggibilità, soggetti eleggibili, aree eleggibili, numero di partners, vincoli temporali, informazioni sulla dotazione finanziaria del bando, spese ammissibili, cofinanziamento, se esiste un anticipo o no. Queste nella scheda ce ne sono di più rispetto a quelle che sono sintetizzate in questa seconda parte della slide. Su questa seconda parte adesso andiamo a fare un ragionamento, perché sono quelle più rilevanti. Il consiglio che vi do, oltre non è sufficiente leggere il documento Call for Proposal, ma oltre alla Call for Proposal è necessario leggere i documenti allegati. Quindi abbiamo detto programma, politica, eccetera, e poi c'è la Call for Proposal. Molto spesso alla Call for Proposal vengono allegati dei documenti. Questi documenti possono essere delle guide for applicant, possiamo trovare il model del Grant Agreement, cioè il modello di quello che diventerà il contratto di cofinanziamento nel caso in cui il progetto venisse finanziato. Questo è importante sfogliarlo fin da subito e poi man mano che si procede nella progettazione leggerlo con più attenzione. Scaricare fin da subito l'offline application form, perché visualizzare quello che sarà il progetto è importante fin dalle prime fasi, perché questo ci permette di capire l'impegno da dedicare alla progettazione. E a volte ci sono delle specifiche linee guida legate appunto a quel bando. Quasi sempre, direi nel 99% dei casi, c'è un documento che si chiama Evaluation Criteria, e questo è fondamentale da conoscere. Alcune considerazioni rispetto alla questione legata allo scopo. Quando leggiamo un bando è importante concentrarsi sullo scopo di quel bando. Quindi quali sono gli obiettivi e le attività che quella Call for Proposal andrà a finanziare. È importante analizzare le finalità e gli obiettivi del bando per comprendere se la nostra idea progettuale è coerente con quanto si aspetta quella call, assicurandosi che il nostro progetto possa soddisfare quindi i criteri di valutazione. Questa immagine che vedete qui a fianco, no? Mi ricorda quelle volte in cui io stessa ho fatto l'errore di plasmare un'idea forte al volere di un'organizzazione, oppure di plasmare un'idea forte ai contenuti di un bando, andando quindi a modificarla, a snaturarla.
Cosa è successo in quei casi? Dedicato un sacco di tempo, risorse, sforzi di creatività, notti insonni, per poi non vedere finanziato il progetto, sapendolo, perché poi io lo so, però poi a volte decido comunque di lanciarmi in queste imprese, sapendo benissimo che quando plasmiamo l'idea, abbiamo un'idea forte, la plasmiamo alla call, oppure abbiamo una call e facciamo di tutto per partecipare a quella call, anche se quell'idea non è rilevante per l'organizzazione che partecipa a quella call. Beh, il valutatore se ne accorge. Cioè, l'arte dell'arrampicata libera sugli specchi rovesci o inclinati è un'arte che fa male al progettista. Mm? A volte ci si riesce, ed sono quei casi in cui dici ma come avrò mai fatto a far finanziare questa cosa? A volte ci si riesce, ci siamo riusciti, no? Però anche chi ha molta esperienza, quando no, plasma l'idea e la mette su un piatto d'argento, ecco, quel piatto d'argento gli rimane in mano e non riuscirà mai a servirlo al partenariato, quindi come dire, ai commensali. Ecco, attenzione, quindi la lettura dell'obiettivo della call non è, cioè va letta proprio nello specifico, perché è l'anello di congiunzione tra programma e progetto. Se noi non riusciamo a stringerlo e a chiuderlo, non riusciamo a stare in quella forchetta del 10-15-5% di progetti che hanno la probabilità di diventare progetti finanziati. Possiamo fare anche un progetto ottimo sotto il profilo della qualità e della logica interna di un progetto, di una scrittura di un progetto, ma se quel progetto non è capace, no, di incrociare lo scopo del bando e quindi del programma, delle politiche, eccetera, beh, quel progetto rimane sul nostro piatto e non andrà mai a essere servito. Ecco, quindi forse questa è sicuramente la cosa più importante da leggere nel bando, perché è quella parte del bando che ci permette di ragionare in termini di prefattibilità rispetto all'idea progettuale. Gli altri elementi sono chiaramente fondamentali da considerare, ma questo è forse quello più importante, perché qui è la grande parte del gap di cui parlavamo all'inizio. Attenzione a questo gap. A cosa sono interessati e cosa siamo interessati noi? Riusciamo a trovare questo punto d'unione? Ecco, solo quei progetti che si collocano lì all'intersezione, no? Tra questi due insiemi sono rilevanti per gli uni e per gli altri e quindi hanno la probabilità maggiore di essere finanziati. È chiaro che poi il progetto deve essere un ottimo progetto, deve avere un ottimo partenariato, non deve essere un progetto che è già stato finanziato, ma il primo elemento del gap è la capacità di quel progetto di essere coerente con lo scopo del bando. Questa è la prima difficoltà anche che abbiamo con gli allievi impegnati nel master. Scartiamo decine di idee che sono naturalmente tutte sproporzionate sulla prima delle due sfere, cioè su quello di cui io ho bisogno, che ovviamente è la molla che mette in moto l'interesse verso questo settore, ciò di cui io ho bisogno. Purtroppo non funziona così. Quindi l'intersezione cambia anche da programma a programma, perché dipende anche dove avete la fortuna o la sventura di dover lavorare. Se vi occupate di ricerca all'interno di un'azienda e siete qui con il ruolo di far finanziare l'attività di ricerca a cui il vostro gruppo, la vostra azienda è interessata, quella sfera, quel tratteggio è sottilissimo e voi dovete lavorare probabilmente a monte, perché quello che a voi interessa, voi che vi occupate di materiali, che vi occupate di logistica, che vi occupate di energie, venga previsto nel momento della programmazione. Anche a questo gli enti locali usano il CCR per questo, per fare in modo che ci sia questa intersezione tra ciò di cui ho bisogno e ciò che
che i programmi vanno a richiedere. Se lavorate nel campo della formazione, delle competenze, in tutto quello che è il grande arcipelago di Erasmus, questa fettina assume proporzioni molto più ampie. Ecco che magari un neofita va più su questi programmi proprio perché è più facile magari l'intersezione tra trovare un'idea pertinente con quello che sono le esigenze. Qui, ecco, dipende da chi siete, di cosa vi occupate. C'è chi ha la fortuna, o forse neanche no, di poter scegliere. C'è chi ha un'appartenenza così decisa che non è lui che sceglie, ma è costretto a giocare su quei programmi o nient'altro, e quindi vi potrebbe capitare di avere veramente già dei bandi così precisi, che o siamo dentro oppure è sconsigliabile anche di perderci tempo, cioè come diceva Raffaella poco fa, è sconsigliabile di destrutturare l'idea per farla rientrare in qualcosa che non ha, che- sulla quale, diciamo, anche se non apertamente, ma si capisce che c'è un certo sfrido che non si innesta perfettamente. Poi uno può decidere anche di farlo sapendo che si fa già del male da solo, ma Sì, a volte uno sì. c'è quelle sfide, dice la voglio fare, e poi lo sai già che va male, ma lo Sì, sì, fai. è la È l'autolesionismo dell'europrogettista. No, non è solo, è anche la No, no, è progettazione l'autolesionismo. provocatoria. È la Cioè, progettazione provocatoria a volte, sì. avendo tempo e voglia anche di cimentarsi, anche di uno, capitemi, scontro con l'autorità di gestione, Beh, no, questo è un altro tema. puoi Sì. anche portare il progetto volutamente provocatorio, sapendo che hai o ti giochi veramente. A volte sapete che con le provocazioni i politici ci insegnano, ottieni i nostri, no? E a volte più spesso va male. Ecco. Bene, quindi la prima considerazione da fare quando si legge un bando è quella sui contenuti. La seconda grande considerazione da fare è quella sui tempi. Deadline. Allora, attenzione. Dicevamo prima, aspettiamo il momento del bando per iniziare a sviluppare un'idea, a scrivere un progetto, eccetera? Sarebbe meglio di no. Allora, se la call for proposal è lo strumento operativo del bando, no? Scusate, del programma, per raccogliere le proposal, il programma ce l'abbiamo già a disposizione. La call for proposal deve necessariamente essere coerente col programma, quindi io leggendo il programma sono già in grado di sapere quali sono le tematiche, le priorità all'interno delle quali usciranno le call for proposal. Magari non so quando esattamente, però l'idea posso già cominciare a elaborarla, a svilupparla. Poi esiste anche il meccanismo dei work program, ogni anno, a volte ogni 2 anni, escono i cosiddetti work program, dove intorno a ottobre, novembre, dicembre dell'anno precedente ogni programma dice quali saranno le call for proposal che usciranno l'anno a seguire e quando usciranno e quando scadranno. Quindi si sa con anticipo quale call for proposal uscirà e quando uscirà. Non si sa esattamente il contenuto, quindi il terms of reference di quella call, ma si sa già molto. Ecco, quindi non aspettiamo di avere la call for proposal per iniziare a sviluppare un'idea, a sviluppare un progetto. Certo è che se abbiamo in mano la call for proposal, chiaramente dobbiamo subito fare un ragionamento sulla scadenza. Le scadenze, quindi. Allora, intanto mettiamo i puntini su queste 3 tipologie di scadenze che possiamo trovare. Ci sono call for proposal, one stage, quindi one step, fase unica, quindi esce il bando e alla data di scadenza X è necessario consegnare l'application form completa, quindi progetto completo.
Poi esiste un'altra tipologia di bandi in 2 step, in 2 stage, dove viene richiesta alla prima scadenza la presentazione di una sorta di concept. Tendenzialmente sono una decina di pagine, dove ci viene, oltre alla parte amministrativa, quindi una decina di pagine dove ci viene chiesto di dichiarare l'obiettivo, perché questo progetto è rilevante, delle informazioni sullo stato dell'arte, quindi su quel che è stato fatto in precedenza in quel settore per affrontare problemi simili, quindi progetti precedenti già finanziati per affrontare problemi simili, e quindi quale passo in più fa questo progetto rispetto ai progetti precedenti, e indicazioni sull'impatto del progetto, il tutto in 10 pagine. Vengono valutate queste concept for proposal, e solo una parte di queste vengono invitate a partecipare alla seconda fase di selezione, allo scadere della quale dovranno i progetti selezionati alla prima fase dovranno presentare appunto una full application. Questa modalità di applicazione la troviamo sia in programmi come all'interno, per esempio, dell'Horizon, ma la troviamo anche negli Interreg, per esempio. Poi ci sono alcuni programmi che hanno la modalità della cut-off date, cioè sono bandi sostanzialmente sempre aperti. Uno può inviare l'application in qualsiasi momento, ma sa che le application vengono raccolte a determinate date. Quindi, non so, il 30 settembre, il 31 gennaio, il 30 maggio, quindi anche se voi mandate l'application il 1° gennaio, quell'application lì verrà raccolta per essere mandata in valutazione alla cut-off date successiva. Quindi è come dire, ho tempo fino alla cut-off date per mandare un'application, poi la posso mandare in qualsiasi momento. Application complete. Ecco, quindi capire la modalità di application è fondamentale, verificare la scadenza è altrettanto importante. Quali considerazioni devo fare in merito alla scadenza? Beh, intanto chiedersi se il tempo che abbiamo a disposizione è sufficiente a sviluppare quel progetto, onde evitare di dedicare, cioè di sprecare risorse e tempo e arrivare a confezionare un progetto che non è sufficientemente strutturato e adeguato per competere in quest'ambiti. Ricordiamoci che la progettazione è comunque un processo complesso e assolutamente time consuming. Poi possono esserci situazioni, qua lo confesso, cioè a volte ci metto mesi, altre volte, quando soprattutto opero e lavoro magari in settori in cui un progetto segue un altro, no? Quindi un progetto è la capitalizzazione di uno precedente, allora in quelle situazioni la progettazione richiede meno tempo, perché si va a capitalizzare quanto è già stato fatto. E quindi il time consuming di una progettazione ex novo in quelle situazioni è minore. Per cui le considerazioni da fare rispetto alle scadenze sono: abbiamo la capacità di soddisfare la scadenza? Sì, ma con quale livello di qualità? La scadenza solo siamo in grado di scrivere, ma è sufficiente porsi questa domanda? No, perché dobbiamo anche soddisfare tutta un'altra serie di criteri di eleggibilità, ovvero siamo in grado di costruire un partenariato laddove è necessario, laddove è previsto? Siamo in grado di produrre tutti i documenti amministrativi e fare in modo che tutti i partner sottoscrivano e firmano nei tempi previsti dal bando i documenti amministrativi? Sappiamo che alcuni enti, soprattutto gli enti pubblici, richiedono tempi a volte lunghi per far firmare un documento al legale rappresentante, e quindi bisogna tenere in considerazione i tempi non solo della scrittura progettuale, ma anche i tempi della parte amministrativa del progetto. Quindi quando si osserva la scadenza, attenzione,
a questi elementi. Quindi considerare i tempi non solo della scrittura ma anche della gestione amministrativa. Se la scadenza è troppo ravvicinata, farsi due domande. Come dire, vabbè, investiamo queste 2 settimane, vada come vada, o forse ha più senso soprattutto in quei programmi in cui i bandi sono ripetitivi e quindi sappiamo che magari su quel tematismo esce ogni anno, oppure addirittura ci sono dei casi in cui esce 2 volte all'anno, forse a quel punto è meglio aspettare la call successiva, ma iniziare a lavorarci, perché a volte si dice ok, aspetto alla prossima e poi ci si ritrova paro paro sotto data. Ecco, quindi sulla scadenza tenere in considerazione questi elementi, no? I tempi della progettazione, i tempi amministrativi, e cercare di non ritrovarsi ogni volta sotto data. Ecco, poi ci sono tutta una serie di considerazioni rispetto agli elementi di eleggibilità. Quando leggo un bando devo andare a guardare cosa è eleggibile e cosa no. Allora, l'eleggibilità ce l'abbiamo in termini di organizzazioni. Chi sono i soggetti eleggibili in questa call? Abbiamo criteri di eleggibilità a volte anche in termini territoriali, quindi quali sono le aree eleggibili. Ci sono elementi di eleggibilità in termini di partenariato, nel senso di numero minimo di partenariato, numero di stati minimi, numero massimo di partenariato, eccetera. Allora, rispetto al tipo di organizzazione, a volte troviamo scritto any legal entity, quindi vuol dire che natural person, quindi le persone non possono applicare, possono eventualmente essere beneficiari dell'azione di quel progetto. Immaginiamo il caso di Erasmus, il caso di Europa per i cittadini o programmi di questo tipo dove ci si rivolge poi a dei destinatari finali, quindi le organizzazioni partecipano al bando e poi a loro volta destineranno parte del loro budget per coinvolgere gli studenti che vanno all'estero, gli adulti che fanno l'esperienza di mobilità, gli insegnanti delle scuole che fanno l'esperienza di mobilità, eccetera. I giovani che fanno l'esperienza di mobilità e quant'altro. Quindi any legal entity, organizzazioni che hanno una loro dimensione legale. Quando si parla di no profit, in Italia abbiamo l'associazione legalmente riconosciuta con determinate caratteristiche. Quando parliamo di associazione no profit legalmente riconosciuta in Europa, è sufficiente avere il codice fiscale, depositare come si chiamano i bilancini, come si chiamano quelli delle associazioni? Bilancio. Sì, i rendiconti finanziari delle associazioni, quindi non è necessario avere per le associazioni culturali, le associazioni sportive, avere quello che in Italia viene detto il riconoscimento legale, cioè aver fatto il deposito dal notaio, depositato i 15.000 euro in banca, eccetera. Questa è la normativa italiana. È sufficiente avere il codice fiscale, la partita IVA quando l'associazione fa anche attività commerciale, eccetera. Ecco, leggete bene il tipo di organizzazione e poi la questione del tipo di organizzazione è una questione di eleggibilità. Attenzione però che il tipo di organizzazione ha una rilevanza anche rispetto al tipo di bando. È vero, è any legal entity, ma se quella legal entity nulla ha a che fare con lo scopo del programma, anche no. Quindi è eleggibile sotto il profilo amministrativo, legale, eccetera, ma probabilmente non è rilevante per quel bando. Ma parliamo di eleggibilità in questo momento. Rispetto alla rilevanza del partenariato facciamo un ragionamento subito dopo. Oltre a avere
fare attenzione appunto al tipo di organizzazione. In taluni casi è any legal entity, in altri casi è solo no profit, in taluni casi è solo public, in taluni casi è solo di determinati settori, quindi leggere bene il bando per capire qual è il tipo di organizzazione eleggibile. C'è un altro aspetto da verificare, soprattutto per i soggetti privati, che è quello della capacità finanziaria. Esistono nei portali e nei bandi dei moduli, dei form, degli strumenti per farsi un'autovalutazione, quindi l'organizzazione privata deve verificare se ha la capacità finanziaria richiesta da quel bando per poter partecipare a quel bando. È un'operazione semplice, banale, basta avere dati di bilancio degli ultimi anni e compilare quel form online dove ci sono delle formule all'interno che vi dice sì o no. Quindi oltre a essere un no profit o un profit eleggibile, bisogna anche soddisfare determinati criteri di capacità finanziaria, quindi attenzione anche a questo elemento nel caso in cui si vadano a coinvolgere soggetti privati. Bene, un altro criterio di eleggibilità può essere espresso rispetto al soggetto capofila, laddove è necessario coinvolgere appunto un partenariato. In alcuni casi viene esplicitato il fatto che il capofila deve necessariamente essere un soggetto pubblico, per esempio. Queste condizioni cambiano da bando a bando, quindi non ci sono assolutamente situazioni comuni, vanno lette, capite, comprese e verificate fin da subito. Condizioni di eleggibilità rispetto alle aree. La maggior parte dei programmi diretti sono eleggibili in tutto il territorio dell'Unione e in alcuni stati partner elencati all'interno di quel programma, variano da programma a programma. Diverso è per i programmi Interreg, che invece hanno delle loro aree territoriali specifiche, appunto dell'area di cooperazione di riferimento. Quindi l'eleggibilità per l'organizzazione e per il territorio. L'eleggibilità di territorio è fondamentale anche rispetto alle attività che si andranno a inserire nel progetto. Indipendentemente da dove hanno sede le organizzazioni, le attività che andrò a inserire nel progetto dovranno svolgersi nelle aree eleggibili. Le considerazioni rispetto alla dimensione finanziaria e economica del bando. Cosa ci dice il bando? Il bando ci dà delle informazioni di solito rispetto alla dotazione finanziaria dell'intero bando. Perché ci interessa saperlo? Quanto quella call for proposal mette a disposizione? Perché ci interessa saperlo? Perché molto spesso subito dopo ci dice qual è il taglio del progetto medio. E se non ce lo dice, vado a vedere i progetti precedenti, vado a vedere più o meno che dimensione hanno avuto e cosa riesco a capire, quanti progetti verranno finanziati. Facile, ma molto spesso ci dimentichiamo di farlo, quindi poi ci stupiamo, ne hanno finanziati solo il 5%, ma lo sapevi fin dall'inizio? Perché se il bando mette a disposizione 5 milioni e ti dice che ogni progetto dovrà avere un budget intorno al 1.000.000, quanti ne finanziano? Facile. 5-6, perché magari poi qualcuno sta sotto soglia. Quanti ce ne aspettiamo in Europa? Tanti. Che percentuale sarà? Bassissima. Vale la pena? Chiediamocelo. Ho un'idea fortissima? Vale la pena. Ho un'idea sì, buona? Ok, quante altre cose ho da fare in questo periodo? E comincio a fare una serie di considerazioni sulla fattibilità e la possibilità di dedicare risorse e tempo a quella progettualità. Se invece quella cosa è la cosa su cui voglio investire assolutamente perché sono anni che ci credo e che voglio portare avanti, indipendentemente dalla percentuale di successo, proseguo.
Okay? Quindi conoscere la dotazione finanziaria del bando ci dà questo indicatore, è un indicatore di probabilità di successo. Le altre informazioni che ci interessa rilevare dal bando per guidare la progettazione e quindi scrivere un progetto di successo è chiaramente tutto quello che poi ci guida nella scrittura del budget, nella formulazione del budget, quindi il cofinanziamento. È un programma che finanzia al 100%, al 70%, all'80%, al 60%, al 50%. È fondamentale saperlo per moltissime serie di ragioni. Così è come è fondamentale sapere se è un programma che prevede delle anticipazioni o se va tutto a rimborso. Questo perché devo capire se i partner che scelgo hanno la capacità finanziaria di coprire il 20, il 30, il 50% del finanziamento che non arriva dall'Europa. Io faccio un progetto che prevede attività per fare che costano 100. È un cofinanziamento al 50%, mettiamoci nel caso più meno sostenuto, al 50%. Il restante 50% ce lo mettono i partner. Ok, ce lo possiamo mettere con lo staff, lavoro di persone all'interno della nostra organizzazione, ma allora devo avere organizzazioni forti, ben strutturate. E ho intenzione di investire nel mio personale che lavori in quella direzione. Quando invece ho cofinanziamenti che arrivano nell'ordine dell'80%, la restante quota del 20% pesa meno e quindi insomma magari lo sforzo che si chiede è inferiore. Poi c'è anche il meccanismo degli overhead, quindi le spese generali che vanno un po' ad abbattere ulteriormente questo impegno del singolo partner, insomma tutto diventa più facile. Poi ci sono dei progetti che vanno anche al 100%, dei finanziamenti che vanno anche al 100%. Altra cosa da sapere, da verificare quando si legge un bando e ci si approccia poi a scrivere un progetto, è capire se, rispetto appunto alla dimensione budget, finance, eccetera, è capire se quel bando richiede progetti actual cost o standard cost. Sono due modalità diverse di formulazione del budget e di ottenimento del finanziamento. L'actual cost è quello appunto che prevede il finanziamento al 50, 60, 70, 80% o 100% ed è un cofinanziamento su costi reali di mercato, sulle varie linee di budget, poi magari ne parliamo la terza giornata che ci vediamo. Mentre i programmi, bandi che vanno con la modalità standard cost sono tutti programmi che di fatto finanziano il 100% del budget, ma è un budget costruito con dei costi standard che di fatto sono sottostimati rispetto a un costo reale di mercato. Vabbè, sono elementi di dettaglio che man mano che uno va avanti a esplorare questo mondo e a sviluppare progetti li acquisisce, però sono informazioni che è utile sapere leggendo il bando, perché questo poi guida e porta a prendere la decisione di sviluppare o meno il progetto. Dicevo fin da subito che è molto importante, oltre a scaricare il bando, scaricare gli allegati, e tra gli allegati, uno degli allegati fondamentali è quello che si chiama criteri di valutazione. I criteri di valutazione variano da programma a programma proprio perché ci sono programmi che sono più orientati all'innovazione, programmi più orientati al trasferimento di buone pratiche, al capacity building, programmi più orientati a impatto su territori, eccetera. Quindi in base anche alla tipologia di programma il peso che viene dato ai criteri è differente e talvolta anche lo stesso criterio può prendere un nome diverso e delle sfumature differenti. Quindi leggere molto bene i criteri di valutazione, perché signori è proprio qua che sta il gap di cui parlavamo all'inizio, quel gap tra l'ottimo progetto e il progetto europeo. Allora, di solito i criteri di valutazione sono
in 4 categorie / 5 categorie. Qua ne troviamo 5. 1, 2, 3, 4, 5, sì, 5. E sono questi: relevance, l'abbiamo detto prima, rilevanza del progetto rispetto a politiche, programma e call. Quindi il progetto deve essere coerente e capace di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del bando e quindi del programma e delle politiche. Poi c'è un criterio che forse è uno dei più complessi e più difficili da sostenere e raggiungere, ed è il criterio dell'innovation. L'innovazione non è un'innovazione tecnologica, un'innovazione sociale, un'innovazione di modello tout court, cioè non devo fare una cosa assolutamente nuova, devo fare un passo in più rispetto a quel che è stato fatto prima, ed ecco qua quello che diceva Giampaolo prima rispetto all'importanza di conoscere i progetti fatti in passato. Perché vado a vedere quel che è già stato finanziato in passato, magari in quel programma, magari anche in altri programmi, o magari anche realizzato senza dei finanziamenti? Perché non ci sarà mai un finanziamento che finanzia 2 volte un qualcosa che è già stato fatto, che magari è stato fallimentare o non risolutivo. Perché si parla di capitalizzazione? Perché io devo prendere quel che è stato fatto e fare un passo oltre. Perché c'è l'obbligo della comunicazione, disseminazione e trasferibilità dei risultati di un progetto? Perché sono risultati finanziati con fondi pubblici, quindi devono essere pubblici, devono essere trasferiti e chiunque può beneficiarne per fare un passo oltre. Quindi l'innovazione è legata al concetto dello stato dell'arte. Lo stato dell'arte non è come dire, facciamo un progetto sull'ambiente, c'è l'inquinamento e quindi lo stato dell'arte non è il parametro di inquinamento di Escherichia coli nell'acqua oggi. Lo stato dell'arte è tutti i tentativi che sono stati fino ad oggi per ridurre l'inquinamento di Escherichia coli nell'acqua. Perché non ci siamo ancora riusciti? Cosa possiamo fare in più? E lì sta l'innovazione. A volte non è che dobbiamo fare chissà un passo in più. Ecco, questo elemento dell'innovazione è è molto forte nella maggior parte dei criteri di valutazione, a meno che appunto non sia un bando per scambio di buone pratiche. È chiaro che lì il criterio dell'innovazione pesa meno, ma la maggior parte dei progetti il criterio dell'innovation è importante. Poi c'è il criterio della qualità del partenariato. Il partenariato, ok, deve soddisfare dei criteri minimi: numero minimo di partner, numero minimo di stati, numero massimo di partner, numero massimo di stati. A volte troviamo scritte queste cose nei bandi. Ma quello è un criterio di eleggibilità da soddisfare. E poi c'è un criterio di valutazione che sta sulla qualità di quel partenariato. Cioè quel mix di partner che teniamo assieme per fare le attività del progetto ha le competenze, le conoscenze e la capacità di integrare competenze e conoscenze per fare quell'innovazione di cui abbiamo parlato prima? Poi c'è tutta la parte dell'operational management, qualità del work plan, cioè chi fa che cosa, come, dove, quando. Funziona tutto? Cioè ho dichiarato che voglio partire da qua e arrivare qua per innovare, fare un passo oltre, modificare, apportare un cambiamento. Ok, come lo voglio fare? Chi lo fa? E qui sta la qualità interna del progetto, quello per cui ci sono le tecniche di progettazione. Chi fa che cosa, come, dove, quando, con che costi, con che risorse, con che mezzi, eccetera. Anche questo è un criterio di valutazione. E poi l'ultimo, che ultimamente è uno di quelli più bersagliati in assoluto, è il criterio dell'impatto. Cioè che impatto produce questo progetto. Fino a qualche tempo fa si parlava di impatto in senso generico, adesso invece vogliono la formulazione di questa, la spiegazione dell'impatto del progetto in maniera molto precisa, circostanziata, con numeri, dati, percentuali, indicatori di impatto ben formulati.
Ecco, questi sono di solito i criteri di valutazione. I pesi di ciascuno di questi criteri variano da bando a bando. Quindi può esserci un bando in cui la relevance pesa il 30%, l'innovation il 30%, la qualità del partenariato il 20%, a quanto sono arrivata? No, ho fatto troppo. Vabbè, insomma, ok, il management arrangement il 10%, l'impatto, insomma, possono variare fino a un massimo di 100 chiaramente. Chiaramente ogni criterio deve raggiungere la sua sufficienza interna, non è sufficiente prendere il massimo di punti in tutti i criteri e poi avere un criterio che sta sotto la sufficienza, quel progetto viene bocciato. Okay? Che dire, quindi quando leggo un bando, oltre a estrapolare dal bando le informazioni chiave, obiettivi, deadline e tutti gli elementi di eleggibilità, un occhio particolare a questo, perché è qui che riusciamo a capire come formulare un progetto di successo. Allora il modulo aveva questo titolo: come leggere un bando, quali sono quindi gli elementi chiave che devo estrapolare dal bando, quindi dalla call for proposal, per scrivere un progetto di successo. Allora, gli elementi chiave: scopo, deadline, eleggibilità, ok? Per formulare un progetto di successo, attenzione al gap. E il gap lo troviamo espresso molto bene, se dovessi dimenticarmi, in questo documento che viene sempre allegato. Quindi teniamo a mente che molti progetti non ottengono una buona valutazione per la scarsa conoscenza delle politiche, delle priorità, per la scarsa conoscenza dei contesti attuativi, per un impatto ritenuto non sufficiente, per partenariati sbilanciati, non sufficientemente qualificati, per gap strategico operativi, per incoerenza interna. Cosa vuol dire? Scrivo 20.000 attività e poi metto un budget piccolino, c'è qualcosa che non funziona. Oppure scrivo delle attività basic e chiedo 2 milioni di euro. Oppure dichiaro di raggiungere determinati obiettivi e poi faccio attività che mi portano in tutt'altra direzione. Ho visto progetti di questo tipo. Okay? Budget quindi non coerenti con attività, assegnazione di budget a partner che non prevedono attività all'interno, che non hanno attività in quello specifico pacchetto di lavoro su cui hanno budget, quindi incoerenze interne di questo tipo. Eccetera, eccetera. La valutazione viene fatta sempre in maniera molto precisa, sostanziale e puntuale dai valutatori rispetto a delle griglie di valutazioni precise che abbiamo a disposizione quando scriviamo. Ecco quindi mind the gap tra l'ottimo progetto e un progetto finanziato. Le parole chiave del gap: relevance. La relevance la troviamo anche a livello di un ottimo progetto. Se dobbiamo fare un progetto aziendale, un progetto di sviluppo, di innovazione, di crescita per un'azienda, chiaramente quel progetto deve essere rilevante rispetto agli obiettivi strategici di quell'organizzazione. Un progetto per essere finanziato deve essere rilevante non rispetto all'organizzazione, ma rispetto alle politiche e alle strategie di quel programma. Innovazione. Certo, un progetto deve essere innovativo, se no non ho motivo di fare un progetto. E questo vale sia all'interno di un ottimo progetto, di un'organizzazione, di un'azienda, ma anche non necessariamente di un'azienda. In quel caso l'innovazione è legata a una nuova proposta di valore. Nel caso di un progetto che va presentato una call for proposal, è un'innovazione che è legata a una nuova proposta di valore aggiunto europeo. Impatto, certo, l'impatto su target ben precisi sui quali vogliamo portare un miglioramento, un cambiamento. Allora, nel primo caso abbiamo dei target identificati dall'organizzazione, dal territorio, dal contesto. Nell'altro caso sono coerenti con i target già prefigurati dal bando, dal programma e dalle politiche. Il cambiamento: ogni progetto è fatto per portare un cambiamento, si vuole cambiare una situazione iniziale in una situazione migliore. Questo sia che sia un progetto, un ottimo progetto per un ente, un'organizzazione, un'azienda, sia che sia un progetto europeo. Però il cambiamento sull'organizzazione o sul mercato di quell'organizzazione, sul contesto sociale di quell'organizzazione è una cosa, il cambiamento di un progetto europeo ha a che fare col contesto di policy e di settore.
qualità del team in tutti e due i casi, ma dalla parte del progetto europeo abbiamo anche qualità del partenariato, che si traduce da un lato in leadership di gruppo e dall'altro in leadership di gruppo e leadership di partnership. Su questo poi potremo aprire giornate di ragionamento sul concetto di leadership, che non c'è solo un leader, ma deve essere una leadership di gruppo e quindi di partnership. Coerenza interna del progetto, obiettivi, deliverable, output, vale sia da un lato che dall'altro. È chiaro che la catena che sta sopra è legata al programma da un lato, il programma europeo da un lato e il programma strategico dell'organizzazione dall'altro. Gli ultimi 3 punti di fatto sono legati, hanno a che fare con l'operational management, cioè con la coerenza interna del progetto. In entrambi i casi quindi dobbiamo avere l'ottimo progetto, cioè la coerenza tra obiettivi dichiarati, risultati attesi e la strategia di intervento, chi fa che cosa, come, dove, quando. Okay? Quindi il vero gap lo troviamo nella parte iniziale, e qua c'è la tecnica di progettazione che vale sia in un caso che nell'altro per tenere assieme i pezzi del progetto. Io direi che possiamo fare una pausa per poi tornare e provare a leggere, a simulare l'entrata nel portale e leggere 1/2 bandi. Okay. Bene, allora mezz'oretta di navigazione veloce e poi mezz'oretta di domande, posto che poi abbiamo ancora 2 giornate per stare assieme, in modo tale le prossime giornate saranno un pochino più interattive, immagino. Adesso cercheremo di tararle, di capire anche in base alle domande che farete alla fine di questa giornata, cercheremo di tarare le prossime 2 giornate. Allora, abbiamo cercato di capire quali sono, intanto dove si scaricano i bandi dei programmi diretti. E abbiamo visto che c'è questa piattaforma e cercato di capire quali sono gli elementi chiave da estrapolare dalla lettura del bando, nella consapevolezza che ogni call è differente perché ogni programma è differente. La lettura del bando è fondamentale perché è quella che ci guida nella scrittura di un buon progetto, o bene, di un progetto le cui probabilità di successo siano sempre le migliori. 2 percorsi quindi affronteremo in questa veloce simulazione di navigazione. Il primo, una navigazione attraverso un argomento di interesse, quindi scusate, c'è un errore di battitura, ma me lo perdonerete. Il primo, quindi, metteremo una parola chiave all'interno della barra cerca, e il secondo invece percorso di navigazione è quello attraverso il click su un programma specifico. Partiamo dal primo. Ho scelto una parola chiave che in qualche modo non è così settoriale, o quantomeno è un argomento abbastanza trasversale, anche se non siamo esperti del settore, è un argomento che in qualche modo ci affascina tutti e ci interessa a tutti. Quindi ho scritto nella barra di ricerca tourism, ho scritto tour, e sono uscite 3 opzioni. Cliccando poi su tourism sono uscite le seguenti call. In questo momento è aperta. Ecco, faccio notare questo. Facendo una ricerca per parola chiave escono le call. Attenzione, escono call chiuse, aperte e di prossima apertura. Togliete le call chiuse, sempre che non vi interessi appunto andare a vedere quel che è stato fatto in passato e talvolta andare a cercare progetti prefinanziati. Quindi togliete il flag sulle call chiuse e tenete le call aperte e le call in prossima apertura. In questo momento alla parola tourism escono 5 ci sono 5 findings.
La prima è nell'ambito di un programma che si chiama COSME, la seconda, la terza, la quarta e la quinta, ed è aperta la prima, la seconda, la terza, la quarta e quinta sono in apertura e sono all'interno del programma Horizon. Decido di esplorare la prima in quanto è aperta, perché in questo contesto di corso mi interessava poter accedere a un bando per poterlo scaricare e leggere, e quindi decido di esplorare la prima. Scopro una cosa però, che tornando indietro nella piattaforma, vado nella primissima slide se ci arrivo, eccola qua, qui ci sono tutti i programmi, sì, ma Cosme non c'è. E allora comincio a farmi delle domande, no? Dico, ma come non c'è? E scopro che di fatto è un sottoprogramma è all'interno della famiglia Horizon. Questo lo dico così, non solo a titolo di cronaca, ma perché è una delle domande che magari uno si fa cominciando a navigare, a esplorare. Quindi che cos'è Cosme? Cosme è il programma per la competitività delle piccole e medie imprese. Quindi non è un programma per il turismo, ma è un programma per la competitività delle piccole e medie imprese. E quindi cerco di capire un po' il programma e vedo che in questo momento, oltre al bando sul turismo, in questo momento il programma ha, questi sono quelli che mi fa fare gli errori di battitura, ci sono altre call aperte all'interno di questo programma che nulla hanno a che fare col turismo. Quindi intanto mi faccio alcune domande sul programma per capire un po' la logica del programma e capisco che è un programma che sostiene la competitività delle imprese, non è un programma per le imprese ma a supporto delle imprese, eccetera, eccetera. Cerco di scaricarlo, di leggerlo e mi faccio una serie di domande. Ma poi entro nel topic di mio interesse, quindi quello legato al turismo. Ecco, topic è una delle parole da vocabolario, una di quelle parole che io devo iscrivere nel mio vocabolario dell'europrogettazione. Topic è l'argomento chiave della call for proposal. Quindi clicco sul topic di riferimento. Adesso non ci vedo, diciamo che Nessuno. non importa, ho cliccato sul topic di riferimento. Cosa troviamo? Troviamo una brevissima spiegazione del topic, sono veramente 3 righe, non di più. Quindi anche se io schiaccio show more, in questo caso negli altri programmi vengono fuori dei testi più lunghi, in questo caso rimangono queste tre righe. Ma cosa mi interessa farvi notare? Come funziona la piattaforma? Cliccando sul topic, quindi sul bando, sulla call aperta, si aprono alcuni nodi, quindi la descrizione di dettaglio, per quanto dettaglio possa essere in questo caso, del topic, e poi c'è un altro nodo che si chiama Conditions and Documents, che è il secondo elemento. Se io clicco su Show More in questo caso, mi si apre un'ulteriore area di consultazione dove posso scaricare il bando, le linee guida, il template dell'application form offline e una serie di i criteri di valutazione, il grant agreement offline, quindi i documenti allegati alla call, la call e i documenti allegati alla call. Li ho scaricati e quindi cosa ho scaricato? La call e le linee guida fondamentalmente. Ne ho estrapolato alcune parti per proporvele nella lettura. Andiamo un attimino con più calma, però sostanzialmente entro nel portale, scrivo la parola chiave, individuo la call di interesse, ne leggo brevemente la call, il topic, capisco che è una cosa che mi interessa, decido di approfondire, vado quindi a scaricare il testo completo del bando
e le linee guida allegate al bando. Solo successivamente andrò a scaricare gli ulteriori documenti. Una volta scaricati comincio a leggere. Nella call, nel testo della call, cosa trovo? Trovo queste informazioni che ho riassunto qui per leggerle meglio. In questo caso mi sono posta il problema di lettura. Quindi cosa trovo? Il contesto e policy di riferimento. Obiettivi della call. Tempistica. Budget e requisiti di ammissibilità. Criteri di valutazione. Procedure e requisiti finanziari, amministrativi e di comunicazione. E poi tutta un'ulteriore serie di informazioni più di carattere burocratico e procedurale. Okay? Questa è la call. Nelle linee guida allegate alla call invece troviamo alcune indicazioni sul come. Quindi la stessa call mi dà indicazioni su come preparare la proposta, come spedire la proposta, come verrà valutata la proposta e quale sarà la procedura di contrattazione se la proposta verrà selezionata. Quindi per partire questi sono i due documenti che devo leggere con molta attenzione. Ho estrapolato alcuni passaggi. Per esempio, per quanto riguarda il punto fondamentale dell'obiettivo della call, io avevo selezionato, cercavo un bando nell'ambito del turismo e mi sono imbattuta in questa call. Leggendola, insomma, turismo vuol dire tanto, vuol dire è un mondo infinito, no? Quindi possiamo trovare bandi per il sostegno di nuovi prodotti turistici europei innovativi, per nuovi ecosistemi di business turistici, eccetera. Questo specifico bando cosa vuole? Vuole migliorare le capacità degli operatori turistici per sviluppare un turismo sostenibile. Quindi è un bando a supporto delle piccole e medie imprese e lavora sulle capacità, il miglioramento delle skill e delle capacità delle piccole e medie imprese affinché si inneschi il cambiamento verso un turismo sostenibile. Le parole chiave infatti sono la capacità delle piccole e medie imprese, capacities and skills, di adottare soluzioni che poi portano al miglioramento, a una gestione sostenibile e a un turismo sostenibile in generale. Quindi è un progetto, è un bando che mi chiede di supportare le imprese e di offrire loro della formazione. Cosa è successo? Che mi chiede di portare avanti della formazione, dello scambio di buone pratiche. Comincio a farmi delle domande, però poi nel proseguire nella lettura del bando, lo stesso bando che mi dice più o meno che tipo di attività sono considerate eleggibili in questo bando. Quindi il bando si aspetta che si vada a costituire un network transnazionale tra stakeholder pubblici e privati, ed è fondamentale, ed è un criterio di eleggibilità, lo troviamo poi andando avanti nella lettura, che all'interno del partenariato ci sia una business support organization nell'ambito del settore turistico e che questo consorzio di operatori pubblico-privati operi come un intermediario nell'offrire attività di capacity building alle imprese del turismo. Ma ancora non mi dice che tipo di attività posso fare. E quindi continuo a leggere finché andando avanti nella lettura ecco che lo stesso bando mi dice esempio di attività eleggibili e poi dice questa lista è indicativa e non è esaustiva. Però mi mette sul binario giusto. Quindi la lettura di un bando ci guida molto. Cioè io posso avere l'idea più bella del mondo, poi vado a leggere e dico sì vabbè però quella cosa lì non ci sta qui. È vero che la lista
è indicativa e non è esaustiva. Però anche se io aggiungo qualcosa che non è in questa lista, beh, non deve essere, come dire, dall'altra parte, no, dell'emisfero rispetto alla sostanza della call. E quindi leggendo l'esempio di attività eleggibili comincio a capire che cosa posso fare. Quello che non mi dice è l'ambito della sostenibilità. Cioè turismo sostenibile vuol dire tutto. E quindi è lì che ci vuole l'idea. Quindi faccio capacity building per far sì che le aziende, le piccole e medie imprese che lavorano nell'ambito turistico adottino modelli plastic free. Oppure faccio capacity building perché le aziende che lavorano nel mondo del turismo adottino, sviluppino adottino situazioni, non so, welfare, qualcosa che ha a che fare con l'inclusione, la sostenibilità, l'inclusione. Cioè vado a vedere i 13 cosa sono 13 gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, vedo quelli che possono avere un senso, come incrociarli, eccetera, e cerco di maturare un'idea, no? Nel contesto, capisco come questa cosa possa avere a che fare col turismo sostenibile, lì genero l'idea. E poi queste sono le attività. Ok? Quindi mappare i bisogni, mappare le iniziative, quelle già fatte, fare training, fare workshop, fare study visit, fare materiali, webinar. Queste sono le attività, ma non sto dicendo nulla di sostanza. La sostanza è quello che mi chiede la call ed è lì che c'è la competizione. Questo bando è un bando molto competitivo, ne finanzieranno 5 in tutta Europa. Ecco, poi andando avanti nella lettura, ci sono una serie di elementi di eleggibilità, al di là del numero di elementi specifici su numero partner, eccetera. Qua mi dicono anche che il consorzio transnazionale che si andrà a costituire dovrà prevedere di supportare almeno 60, minimo 60 piccole e medie imprese. Quindi i destinatari della capacity building devono essere almeno 60 piccole e medie imprese distribuite in almeno 3 stati differenti. Poi mi dice altre cose. Tra i criteri di eleggibilità, i partner, oltre ad avere almeno una BSO, quindi una Business Support Organization che opera nell'ambito del turismo, devono avere chiaramente al proprio interno un project manager con l'esperienza e quant'altro, ma devono anche avere all'interno del loro staff, un qualsiasi partner deve avere almeno un esperto in ambito turistico con un curriculum di tot anni documentato con questa tipologia di attività. Quindi non è solo l'eleggibilità del partner, ma è anche l'eleggibilità dello staff che quel partner mette a disposizione. Poi ci sono alcune esclusioni, attività non eleggibili. Ecco, poi oltre all'esempio di attività eleggibili, in questa call troviamo anche indicazioni rispetto a output, rispetto a deliverable. Ecco, poi qua ci sono delle differenze tra il concetto di output e di deliverable, ma qua si va poi nella tecnica di progettazione. Andando avanti nella lettura troviamo altri elementi su ammissibilità. No, aspetta. Dov'è il numero? Beh, qua il tipo di organizzazione, no profit organization, non governmental organization, public authorities, international organization, private and profit making entities, camere di commercio, associazioni industriali, istituzioni per l'educazione e il training, incluse università, centri di ricerca, eccetera, ma sostanzialmente tutti. È chiaro però che devono avere una competenza nel settore. Ecco qua il numero minimo 5 partner di un massimo di 10 partner, quindi minimo 5 partner vuol dire al minimo 5 stati
massimo 10 partner, vuol dire che posso avere 2 partner per 5 stati, oppure 10 partner su 10 stati, o una via di mezzo tra queste due dimensioni. Poi c'è un'eleggibilità anche in termini di durata. Il progetto deve avere una durata tra 25 e 36 mesi, né meno né più. Poi vabbè, in tutti i bandi, oggi come oggi, troviamo la clausola specifica su partenariati che aprono a soggetti inglesi del Regno Unito. Cosa potrebbe succedere se? E poi appunto i criteri, la co-financing rate, eccetera. Allora, quello che trovate in queste slide è copiato e incollato dal call for proposal. Okay? Chiaramente il testo è molto più lungo, ho copiato e estrapolato quelle parti che io andrei a prendere per compilare quel form di cui vi parlavo prima. Vedete che che è questo sostanzialmente che ho riportato qui piano piano. In tutte le slide era riportato. Ok? Ecco, gli elementi che vanno nella prima parte del form, cioè quelli legati al link del bando, la scadenza, eccetera, li trovo nella home page del portale. Certo. Beh, Union Camere può applicare un'iniziativa di questo genere, per esempio, ma anche un'associazione, anche un'università, un centro di ricerca, un centro di formazione, anche un tour operator in questo bando, un'associazione non governativa che promuove lo sviluppo sostenibile in un determinato ambito, un centro di, non so, prima facevo l'esempio plastic free, adesso ci sono un sacco di organizzazioni che fanno questo tipo di campagne per l'ambiente, eccetera, e quindi potrebbero essere soggetti che partecipano. Poi dipende dal tematismo, se io parlo di un altro tematismo, intorno a quel tematismo costruisco il partenariato. Però qua c'è il vincolo di avere una BSO, cioè una Business Support Organization, quindi Confcommercio, Confartigianato, Confesercenti, sono le 3 associazioni di categoria in Italia che hanno a che fare con il turismo. Quindi una di queste deve esserci, se poi non necessariamente deve essere quella italiana, potrebbe essere anche il pari all'estero, una nel partenariato minimo. Sì, questo è un esempio che ho preso perché in realtà questo non vuol dire che se lei non è con la sua organizzazione direttamente pertinente rispetto alla storia di questi bandi, di questo programma, lei è meglio che rinunci. Cioè, la capacità anche di chi comincia un po' a lavorare con questi strumenti è anche quello di navigare all'interno dei partenariati utilizzando le relazioni che ha per far entrare un'idea progettuale che magari lei ha avuto, ma che considerando la giurisprudenza di questo programma, cioè tutti i precedenti, vedo che io, che magari sono una piccola PMI, non ne hanno mai finanziato uno con un capofila piccola PMI, quindi rischio di fare lavorare proprio per niente. Ma con il fatto che, torno a dire, Raffa dice tu fai i pistolotti, no, ma è questo che è la verità, sì, me l'hai detto, e il discorso è che essendo nel settore non da stamattina, le relazioni di cui ho magari mi servono proprio in questo momento, perché uscendo in questa call, una cosa in cui abbiamo veramente l'idea, ma uso le relazioni per dire a te che sei
il greco e che sei magari quell'organizzazione rappresentativa fai tu da capofila, il ghostwriter lo faccio io e il coordinatore del partenariato. Quindi eh, il primato, veramente vi consiglio, datelo sempre all'idea. Poi la creazione del partenariato, purché non cominciate a concepirlo il giorno che avete visto il bando, perché lì ormai i partner migliori si sono già accasati perché hanno già pensato a qualche progetto, qui dovete lavorare un po' per tempo. Però a quel punto lì questa è esperienza e strategia progettuale, quella di giocare ogni volta la carta migliore. Banalmente la carta migliore è anche quella un po' dei paesi della nuova Europa, ad esempio, cioè a parità io sono Union Camere, tu sei Union Camere, ma magari tu sei Union Camere in Romania dove magari vedo che c'è carenza di lead partner nei bandi precedenti, questo mi può dare uno stimolo a dire bene, potresti farlo tu. Quindi il, prendete anche la vostra pertinenza rispetto a questi, a un programma come questo, che effettivamente è molto selettivo, perché così come ecco, questo è uno di quelli in cui dice, mamma mia, che piccola la gamma dei capofila che vincono sempre qui. Ma se voi vendete che sono un po' sempre gli stessi, sezioni di categoria, università, eccetera, non pensiate che dietro a quei progetti ci sia sempre l'associazione di categoria, l'università, eccetera. Magari c'è un soggetto di tutt'altra provenienza, ma anche un consulente o magari una piccola azienda, eccetera, che è stato il catalizzatore della reazione chimica che ha portato alla creazione del partenariato in cui lui magari è dentro con una piccola partecipazione o neanche con quella magari è semplicemente candidato in caso di passaggio del progetto di portarsi via un'azione esterna, un'attività. Quindi ecco, questo volevo dirlo a mo' di incoraggiamento e di non mollare. Allora, sempre a modo di incoraggiamento, adesso vediamo un altro caso in cui le percentuali sono molto più alte, perché adesso ho fatto un caso in cui, ma perché ho C'era seguito un un'altra domanda, percorso, sì, c'era, scusa, sì, scusa. vuole... No, beh, prego, è solo che è saltato per un paio di volte oggi. L'analisi dei precedenti Mm. che ci sono stati, quindi studiare il pregresso in modo anche di non andare a proporre qualcosa che già è stato proposto, quindi spendere energia per niente. Questa analisi sulla base di cosa si può fare, o meglio, chiarifico la domanda. Grazie. Dove trovo i progetti precedenti? Dove posso recuperare le informazioni e visualizzare, vedere i contenuti dei progetti che già sono stati presentati e anche diciamo poi sono stati finanziati e dove no? Rispondo io. Sì, beh, Allora, ci sono dei canali ufficiali e dei canali ufficiosi. Il canale ufficioso che funziona molto bene si chiama Mr. Google. E con un po' di ricerca intelligente, parole chiave, si trova moltissimo ed è effettivamente quello che faccio io prevalentemente. Poi all'interno della piattaforma, negli ultimi anni, tutti i programmi hanno rafforzato moltissimo l'obbligo della comunicazione e della disseminazione, anche cercando di usare piattaforme centralizzate di raccolta dei programmi, dei progetti finanziati. Quindi fino a qualche tempo fa entravate nel sito del programma e trovavate i progetti finanziati. Nel programma LIFE trovate i progetti finanziati in precedenza, nei siti dei programmi Interreg trovate i progetti finanziati in precedenza, poi hanno fatto un aggregatore, si chiama KIP, dove trovate tutti gli Interreg finanziati dal 2000 in poi. È chiaro che i progetti del 2000 trovate poche informazioni, più avanti si va, più informazioni ci sono. Su questa nuova piattaforma Funding and Tenders c'è un nodo all'interno del programma in cui rimanda ai progetti finanziati. In alcuni casi è già attivo, in altri casi non lo è, lo sarà. La piattaforma gestita dall'EACEA, per esempio, che è l'agenzia esecutiva che gestisce Erasmus, Creative Europe, Europa per i cittadini, ha all'interno del suo sito una piattaforma dove raccoglie tutti i progetti che sono stati finanziati in precedenza e quest'anno. Poi c'è un altro sito ancora
Ah, mi sfugge il nome. quello per la ricerca. Sì. Eh, Quello della ricerca, dove si trovano tutti i programmi quadro per la ricerca e tutti gli Horizon. Adesso ti dico il nome, non me lo ricordo, c'è un momento di... C'è qualcuno che lo sa sicuramente in sala, ho un vuoto di memoria, scusate. Anche tu c'hai un vuoto di memoria. 5 lettere. Succede, sì. Vabbè, entro la fine mi verrà in mente. Comunque è un sito dove si trovano tutti i programmi Horizon e settimo, sesto programma quadro per la ricerca. Che Che nervoso. vuoto. Va bene, giuro che dopo mi viene in mente. No. Va bene. No? EASME è l'agenzia. La EASME è Finanzia l'agenzia. Cosme, Va e- bene, adesso ci verrà in mente, promettiamo, perché lo usiamo sempre, quindi per forza ci verrà in mente, ma in questo momento c'è un vuoto, va bene, pazienza. E comunque adesso nella nuova piattaforma c'è stanno cercando di creare all'interno di questa piattaforma questo punto di accesso principale. Però ripeto, non sottovalutate il potere dei motori di ricerca, perché lì non è solo una questione di progetti finanziati, ma anche di studi, ricerche, di politiche, di buone pratiche, di manuali, eccetera, che può servire oltre che il progetto finanziato. Ok? Cordis. Cordis, grazie. Devo associarlo all'immagine. Ok. Attenzione, nelle ricerche ricordatevi di mettere le parole chiave in inglese, altrimenti vi tagliate fuori tutti. Se le scrivete in italiano non se ne Un'altra cosa che possiamo aggiungere è questa. Entrati in un topic, quindi in una call all'interno di questo portale, oltre al topic Documents and Requirement, a un certo punto trovate un nodo che si chiama Organizzazioni interessate. Lì le organizzazioni interessate a partecipare a quel bando possono candidarsi. Quindi io posso trovare partner, ma posso anche candidarmi. Posso scrivere chi sono e dire perché sono interessato a entrare in un partenariato all'interno di quel bando. Bandi in cui ci sono 150 organizzazioni interessate sono bandi che saranno molto battuti. Bandi in cui ci sono 5-6 organizzazioni interessate possono essere dei bandi strategici da tenere in considerazione, quindi si possono fare anche questo tipo di considerazioni. Bene, proviamo a vedere un percorso 2 velocemente, perché poi magari diamo altro spazio a delle domande. Immaginiamo di cliccare sul programma Europa Creativa. Ho scelto Europa Creativa perché è uno di quei programmi che è in transizione, cioè è presente sulla piattaforma, ma poi in realtà i materiali li trovo ancora sul sito delle Acea. Però già all'interno della piattaforma trovo tutte le call aperte. Cliccando sul programma, quindi seguendo il percorso 2, Europa Creativa, in questo momento ci sono una quindicina di call aperte. 15-16, non si vede il numero, ma non importa. Scegliamo di entrare e di consultare la call per partenariati per la cultura, le collaborazioni strategiche per la cultura. Scelgo questa perché è una call che si articola su 2 livelli. Ci possono essere i grandi partenariati e i piccoli partenariati. I grandi partenariati sono progetti molto grandi, fino anche a 2 milioni di euro. I piccoli invece hanno budget più ridotti, ma le percentuali di progetti finanziati sono elevate. È chiaro che è un programma che si rivolge a un settore specifico e quindi al settore dell'industria culturale e creativa. Cliccando sul topic partenariati per la cultura, vado a leggere lo scopo specifico del bando.
Successivamente vado ad esplorare quelli che sono i documents e i requirement, però vedo subito che non li trovo qui, ma c'è un link. Cliccando su questo link vengo reindirizzata al sito dell'agenzia esecutiva che gestisce questi programmi. Quindi in questo caso siamo in quella situazione in cui i programmi stanno transitando verso la piattaforma e sono ancora gestiti dal sito, per cui tutti i materiali delle call li troviamo in quest'ulteriore piattaforma che è gestita dalla EACEA, che è l'Agenzia Esecutiva per la Cultura e l'Educazione. Qui, una volta dentro, dovrò andare a scorrere tutte le call aperte e scegliere quella che mi interessa. Ancora una volta ho un motore di ricerca e quindi andrò a scegliere Cooperation Project per trovare il link ai materiali di questa call. Cliccando su questo accedo ai materiali che mi serve, che devo scaricare per consultarli. Quindi il riferimento alla call, le linee guida, how to apply, quindi come applicare, posso accedere direttamente all'e-form e scaricare tutta una serie di allegati. E poi c'è una serie di contact, quindi l'indirizzo a cui posso scrivere in caso di necessità di supporto operativo. Rispondono anche abbastanza velocemente, sia per questioni tecniche, operative. Chiaramente non rispondono se scrivete ho quest'idea, cosa dite, funziona. Però se ci sono problemi di carattere operativo, per esempio in passato c'erano degli allegati in Excel che dovevano essere caricati poi sulla piattaforma, che avevano dei problemi nelle macro all'interno che rendevano difficile la consultazione, quindi venivano comunicati, si mandava il file, loro lo sistemavano, lo rimandavano indietro, eccetera. Quindi questioni di questo tipo vengono risolte nell'immediato. Col notice si scarica il bando, in questo caso è un bando molto sintetico. Quello che è più importante consultare sono le linee guida e il programma. Non ho copiato e incollato il bando, se vi interessa lo possiamo aprire, l'ho scaricato, però io penso che arrivati a questo punto sia più utile dedicare spazio a delle domande. Velocemente una visualizzazione della piattaforma Interreg. Interreg ho scelto Italia-Croazia non solo perché siamo a Venezia, perché è gestito da Venezia, ma perché c'è un bando aperto in questo momento, c'è un Italia-Croazia aperto per progetti strategici, è un bando molto particolare, mentre i bandi, ecco, e poi gli Interreg si inventano queste cose, c'è il bando per progetti standard plus, per progetti come che li hanno chiamati? Beh, insomma, gli danno dei nomi particolari. Poi ci sono quelli strategici, poi ci sono quelli sperimentali, poi ci sono i testing, fanno bandi con questo vuol dire che hanno delle finalità particolari. Quindi leggendo il bando si cerca di capire se vale la pena o non vale la pena partecipare a questo bando. In questo caso è un bando con 11 temi strategici, ne finanzieranno un progetto per ogni tema strategico. In questo bando c'è scritto che 5 temi strategici dovranno avere capofila italiano e 6 temi strategici dovranno avere capofila croato. Devono esserci almeno 3 partner italiani, almeno 3 partner croati. E sono ben dettagliati i budget per ogni tema e quindi per ogni progetto. E quindi insomma ci sono tutta una serie di paletti di informazioni, bisogna entrare nel partenariato giusto. Quindi qua il grosso del lavoro è capire come si stanno muovendo i grandi partner in quest'area, quindi è un bando un po' particolare, appunto, per l'appunto detto strategico. E in questo momento è aperto anche un altro bando, Urban Innovative Action, per città sopra i 50.000 abitanti. È un programma particolare molto interessante per le città, finanzia fino a 5 milioni di euro, comprese opere, lavori e infrastrutture,
esce una volta all'anno, questo è l'ultimo anno di questo periodo di programmazione e ogni anno stabiliscono 4 priorità. In questo momento ci sono 4 priorità che sono le seguenti: qualità dell'area, economia circolare, demographic change, culture and cultural heritage. Per ognuna di queste priorità ci sono poi una serie di elementi specifici da leggere, esplorare e capire molto bene. Chiaramente questo bando punta sulla dimensione innovative. 35% dei criteri di valutazione è sull'innovazione e la cosa particolare di questo bando è che una volta superati la valutazione di eleggibilità, fanno una valutazione sulla dimensione di innovazione. Se non si è sufficientemente innovativi non ti valutano neanche il work plan, quindi l'operational management, l'impatto, eccetera. Solo valutano l'innovazione. Se superi la soglia di X sull'innovazione, passi alla fase ulteriore. Questo è uno dei pochi casi nei quali i progetti possono anche in qualche modo avere una componente strutturale o infrastrutturale. Sì, forse l'unico, c'è qualcosa negli Interreg, ma piccoli investimenti. A meno che non si tratti di prototipi. Sì, come su Life, esatto, ma se no non è una non è diciamo quello che più facilmente si riesce a farsi finanziare attraverso i bandi diretti. Chiaramente essendo sono quasi sempre i progetti vanno intesi molto intensivi sul lato delle risorse umane, sulle attività. Chiaro, la parte preponderante dei progetti è comunque sempre staff, in parte assistenze esterne e gli eventi, la comunicazione. Questo compone normalmente il budget e questo lo vedrete la prossima volta. Fa sì che effettivamente spese in investimenti fisici siano abbastanza trascurabili con i bandi diretti. Non è una svista, non è un con una mano mi dai e con l'altra mi togli, con una mano mi ingolosisci e con quell'altra mi penalizzi, ma in realtà sarebbe un altro lo strumento, anzi la cassaforte europea che andrebbe a sostenere queste forme di investimenti, che è appunto il FESR. E il FESR, come ben noto, i soggetti nazionali l'hanno tenuto ben saldo in mano loro. Cioè, quindi è chiaro che lavorare nel quadro dei, usiamo questo termine, finanziamenti europei, per ricomprenderli tutti, sia i progetti diretti sia i bandi regionali, comporta che chi lo fa abbia veramente i due occhi aperti sui due livelli e sui due strumenti. I programmi diretti servono per fare partenariati e per produrre innovazione a livello di spinta sulle politiche. Quindi sapendo questo, ecco l'importanza dei partenariati, ecco l'importanza del lavoro sulle azioni pilota, sui progetti dimostrativi, su lanciare delle ipotesi di condivisione di problemi e di soluzioni, eccetera. La realizzazione poi materiale della nuova macchina, del nuovo processo, del nuovo sistema di illuminazione urbano, eccetera, normalmente sta nel FESR. Per noi, in altri paesi c'è anche un altro strumento che è il fondo di coesione, per noi è nel FESR ed esclusivamente lì, se parliamo di infrastrutture fisiche, se parliamo di di fattore umano, c'è anche nell'FSE, nel Fondo Sociale Europeo. Però ecco, questo mosaico di strumenti è integrato, è un disegno integrato, un disegno unico. Diciamo che è un po' l'apoteosi della capacità del professionista, dell'azienda, di chi opera in questi strumenti, quella di integrare le azioni fortemente innovative, degne di programma diretto,
con quelle realizzazioni quando queste sono possibili, perché poi le programmazioni regionali scontano varie criticità e varie lacune, però magari di trovare lì la possibilità di realizzarlo, o nel proprio POR FESR, ammesso che preveda qualcosa di interessante, oppure in altri POR FESR, perché tante volte anche degli imprenditori vengono a trovarci dicendo ma questo è l'obiettivo che ho, questo è quello che voglio fare, ed effettivamente nel POR della sua regione non c'è nulla di nulla, però in quella a fianco o in un altro paese europeo, che ormai l'Europa la dobbiamo considerare come un unicum, c'è invece lo strumento più idoneo. Questa integrazione va considerata. Adesso le azioni urbane innovative è una eccezione e che dimostra che che a livello europeo ci si sta un po' anche impossessando che poi tra l'altro sono finanziati dal FESR se non sbaglio, cioè si stanno un po' drenando e secondo noi questo trend durerà. Si stanno drenando risorse dal FESR che gli stati consideravano materia loro, esclusiva, quindi io te li do, ma tu me li ridai e poi me li spendo io in Italia come meglio ritengo, tra Veneto, Calabria, cioè, e governo. E invece queste risorse cominciano a essere drenate dalla Commissione europea che le usa per fare politica a livello europeo per spenderseli direttamente. Questo è un dato interessante ed è un trend su cui noi per esempio siamo favorevolissimi e che comincia ad insegnare che il programma diretto viene anche usato per forme di investimenti fisici. Grazie, scusa. Allora c'è ecco, tra le forme non ufficiali, anche se non sono quelle consigliate, perché appunto il percorso che vi ha descritto Raffaella, di cui abbiamo discusso fino adesso, è quello diciamo raccomandato dalla casa, ecco, la casa è l'Europa intendo, ma anche noi lo appoggiamo. Quindi quello del raggiungere il bando a parte dalla competenza tecnica di settore oppure dal portale unico Funding and Tender Opportunities, ci sono poi decine di servizi di informabandi gestiti a volte anche molto bene. Questo è quello che fa la regione Emilia-Romagna, che noi troviamo essere efficacissimo. È un servizio informabandi che fa una panoramica costantemente aggiornata sui bandi aperti. Tenetelo presente, penso ci sia anche qualcosa del genere qua in Veneto. Sì, Adesso c'è no. anche in Veneto, bisogna iscriversi alla newsletter, arriva la mail e quando arriva si clicca e si accede si scarica un Excel dove ci sono tutte le informazioni. Questo invece è consultabile direttamente online. Poi ci sono anche Eurosportello ne fa uno, insomma Sempre ce ne sono newsletter? tantissimi, ce ne sono Sempre sempre come newsletter. newsletter? Sì, allora tu ti iscrivi e ti arriva ogni 2 settimane. Sì, ce ne sono tantissimi di questi servizi, Non sono solo europei, ma anche regionale e nazionale. locali, regionali, nazionali, Sì. però Sì. tarati sul Veneto, quindi Sì. No, l'obiettivo di questa slide era per dire questo, cioè oltre al canale, la piattaforma europea, esistono questi servizi che appunto le regioni e le istituzioni mettono a disposizione dei soggetti. Questo è quello che è sempre online, mentre altri appunto funzionano con newsletter o con iscrizione. Questo è sempre online ed è legato ai bandi europei. Ce ne sono Comunque tantissimi, iscriversi non a è tutto questo o non è l'altro. mai Poi, sbagliato. poi ci sono altri meccanismi, i social network, i programmi hanno le loro pagine, Facebook, Twitter, piuttosto che LinkedIn, insomma ci sono ormai canali per essere informati, ce ne sono tantissimi. Chiaramente oggi abbiamo parlato della piattaforma perché è lì dove si trovano i documenti ufficiali che sono quelli da
da utilizzare. Ecco, poi per essere informati i canali sono tanti e questo è il motivo che ci dà, insomma, per darvi questo tipo di ulteriore informazione. Ecco, diciamo che di tutte le difficoltà che potrete immaginare o che probabilmente già state affrontando se avete già fatto progetti, ecco, sicuramente quello di sapere del bando, penso che concordiate che è l'ultima delle difficoltà, cioè il bando vi arriva, che sappiate, ecco, perché tanti si prodigano di fare informazione, addirittura adesso ci sono appena state le elezioni europee, però se ci fate caso, una mezza tonnellata di parlamentari europei hanno lanciato, avvisiamo le aziende dei bandi che gli possono riguardare. Non serve a nulla in realtà questo, non serve a nulla che... Il problema non è far sapere alle persone che molte volte già lo sanno quando c'è il bando. Detto che quando lo sai l'hai già perso, perché c'è il bando aperto, l'hai già perso. E, è la crescita di una cultura della progettazione che non fa notizia, che è enormemente costosa, che comporta un lungo lavoro, molte volte silenzioso, e che magari fai a perdere. Cioè nel momento in cui tu ti prepari ad un eventuale Cosme, Creative Europe, Horizon da fare nel 2020, non sai se lo presenterai. Cominci oggi a lavorare, a studiare, magari togliendo tempo all'azienda, al capo, all'università che ha i corsi, lo cominci a fare adesso con un totale investimento a perdere, ma a cercarti i partner, a costruire relazioni, a capire chi è il più forte, e probabilmente quello che è forte un altro progetto lo presenterà probabilmente, quindi potrebbe essere qualcuno da andare a sentire, meglio ancora qualcuno da andare a trovare se ho un datore di lavoro a cui un volo con la Ryanair non lo spaventa e mi fa andare, perché poi a volte siamo anche alle prese con questi problemi qua. Quindi e nel momento in cui comincio a discutere di temi oltre che di possibilità di sposarsi, ecco, lo faccio al buio spessissimo. Per cui chiaro che è opportuno che ci siano questi, poi ci sono enti che non possono non fare informazione, soggetti come appunto gli europarlamentari a cui conviene anche dimostrare che sono attivi, che si rendono utili in qualche modo, parlando di programmi europei, che peraltro è qualcosa su cui il parlamentare non conta nulla, perché il Parlamento non c'entra con la gestione dei programmi europei o in nessun modo. Adesso vi lascio subito la parola. Il punto è che la cultura della progettazione a quel punto ti ha fatto partire molto prima di arrivare qui ad avere l'informazione. Prego. Grazie, grazie che ha accennato a questo problema, che era una domanda che io volevo chiedere, spero che non vada fuori tema. Tutto questo investimento infatti in risorse umane nello studio della progettazione, e di fare uno studio anche pre-bando e non solo pre-bando ma anche nella costruzione del progetto, e non per ultimo e forse ancora di più nella gestione del progetto, è un problema oggettivo, reale, importante. Io ho avuto qualche piccola esperienza e mi sono trovata con la difficoltà di avere degli enti che proprio non volevano partecipare a dei progetti perché non hanno le persone che possono gestirle, cioè non hanno il personale da dedicare, sia perché non sono formati, sia perché a volte sia negli enti pubblici e anche privati il personale è veramente risicato, cioè il massimo che e quindi questo è, mi domando sempre se si pensa anche a questo, cioè se c'è qualcosa anche a favore di questo, per affrontare e superare se possibile questo problema. Vuol presentare? Lei è? Io sono Claudia Meneghin, sono assessore di un comune della provincia di Treviso, assessore alla cultura e promozione del territorio. Sì. Grazie. E dico una cosa poi se vuoi.
Guardi, non a caso 20 anni fa approvarono quel progetto da cui sono partito, ritenendo che il problema esattamente fosse quello che lei a 20 anni di distanza trova ancora attuale, e ha ragione, perché è attuale. C'è anche il Comune di Venezia qui presente che può confermarglielo. Ecco, in una serie di enti o di organizzazioni, e non pensi solo in quelle pubbliche ma anche in quelle private, si può trovare una resistenza alla progettazione, o per non dire proprio come dire, far frenare la progettazione, intuendo che porta lavoro in più, magari un po' di scocciature internazionali, qualche ospite da gestire, eccetera. E io sono già fin qua, sai, il sindaco, sai, il capo, il direttore, eccetera. Lui fa presto lui, però poi a gestire sicuramente tocca a me. È vero che il problema di qualificare, di motivare, di stimolare le persone a fare questo tipo di esperienze è reale. Ehm, Servirebbe sicuramente uno sforzo un po' più corale in tutte le organizzazioni per parlare di Europa, per far capire quanto è importante questa apertura per le tue esperienze, per la tua capacità professionale, scoprire che qualcuno lavora nel tuo stesso campo, magari dall'altra parte d'Europa, ma ha gli stessi tuoi problemi in azienda, con i lavoratori, con l'ambiente, con i comuni, nei comuni, tra colleghi, con gli assessori, e ha trovato magari altre soluzioni, eccetera. Non è una partita da dare per persa, perché abbiamo visto, specie con una nuova generazione, sia di impiegati, di ricercatori, di giovani che entrano nelle aziende, ma anche negli enti locali, a volte anche come amministratori, a volte anche come amministrativi, che andrebbero selezionati avendo a mente anche questo tipo di sensibilità, cosa che non sempre si fa nelle selezioni. Abbiamo visto delle grandi trasformazioni anche in comuni piccoli o medio-piccoli, che certamente magari non si mettono a fare i capofila, come dicevo prima, ma entrano in partenariati con soggetti più grossi e portano a casa quella fetta di progetto che gli permette intanto di pagare la persona, o di pagarlo, o comunque di avere un'entrata aggiuntiva, e nel frattempo anche di fargli fare esperienza e di farla crescere. Non bisogna arrendersi, perché ecco, sui giovani specialmente queste sono esperienze che possono essere entusiasmanti e anche coinvolgere maggiormente poi nella mission dell'ente o dell'organizzazione della gente che poi ti dà di più. Parlavo prima di leadership di gruppo e leadership di partnership. Bisogna lavorare sulla leadership di gruppo. Cosa significa? Molto spesso nelle organizzazioni pubbliche o private, nei comuni, si è molto impegnati si dedicano risorse a come fare, come ci organizziamo, come facciamo, alla quotidianità, al problema contingente, e poco si lavora sul tema dei valori, dell'identità e del dove vogliamo andare. Riuscire a portare un gruppo a costruire una visione condivisa per poi fare un salto verso un qualcosa in cui quello che ti fa muovere è una motivazione condivisa, è il grande lavoro che bisogna fare. Solo quando si trova questa motivazione, questo che si riesce anche perché poi in realtà un progetto europeo, sì, la fase di progettazione è un qualcosa che si aggiunge alla quotidianità, ma poi quando arriva il progetto europeo, molte delle cose si integrano nel lavoro quotidiano in una maniera assolutamente semplice, non va a impattare notevolmente su quello che è una gestione amministrativa quotidiana. Sì, c'è la fase di rendicontazione che è qualcosa in più, ma non è così che appesantisce così tanto. E poi c'è tutta la parte di sviluppo tecnico creativo del progetto, che è quella che anche porta valore aggiunto, su cui
l'ente con il gruppo di lavoro va a lavorare, ma non è una questione amministrativa. Cioè la motivazione che porta poi all'azione è lì che bisogna cercare un po' il cambiamento all'interno dell'organizzazione, perché è quello che poi traina con sé le persone, perché sono le persone che fanno il cambiamento, nella piccola e nella grande organizzazione e nella partnership. Insomma, se si riesce a innescare anche nelle piccole organizzazioni questo meccanismo, la motivazione è la parola chiave, motivazione verso questa azione. Dopo, ripeto, la gestione di un progetto europeo ha una dimensione amministrativa che si integra con l'amministrativo di base, un'amministrazione di progetto che ha una dimensione di rendicontazione, gestione, che è un qualcosa in più, ma non è stratosferico, e poi c'è la grande gestione tecnica del progetto, che è il cuore del progetto, che è il motivo per cui esiste quel progetto, che deve essere quello che traina il motivo per cui faccio il progetto. Non è perché porto a casa 2 euro in più, ma perché entro a far parte di un meccanismo più grande, entro a far parte cioè, anche la motivazione può essere data da tante cose, dal tema, dal fatto di dibattere di argomenti rilevanti, importanti, di discutere con persone che con altri soggetti, con altre realtà, con altre organizzazioni. Il fatto allora, c'è poi chi pensa che i progetti europei siano l'occasione di viaggiare. Sì, è vero, però non sono certo un'agenzia viaggi. No, ricordatevelo, perché quando si va a fare i meeting si va a lavorare, si lavora tanto, si torna stanchi, si torna pieni di energia, di lavoro, di adrenalina, ma data dai contenuti che ci si porta a casa. C'è la domanda della signora? Sì, Prego. più che una domanda era un commento a supporto. Francesca Vianello, Europe Direct del Comune di Venezia. Non so chi c'era al primo incontro, per cui mi presento. La situazione, non voglio parlare dei timesheet e dell'incubo che comportano in fase di rendicontazione. Ma non scoraggiamo nessuno. La situazione degli enti pubblici e dei comuni rispetto all'europrogettazione è molto variegata e non sempre è rosea. A volte grandi o piccoli comuni non hanno delle competenze proprio per non solo europrogettare, ma anche solo affidare a un esperto questa cosa. Noi ogni anno, tutti gli anni, come Europe Direct, cerchiamo di stimolare un minimo anche per gli amministratori, degli infoday su dei programmi che potrebbero essere più facili per i piccoli enti, non tanto perché siano già in grado il giorno dopo di aprire la call e compilarla da solo, ma quantomeno abbiano un'alfabetizzazione di base che parte dalla logica, per poi magari affidarlo a qualcuno, perché la logica appunto non è ma quanto mi costa questo progetto, ma in realtà io ho un'idea, è un pezzo per un tratto di strada, posso farla insieme con l'Unione Europea, mettiamo insieme le risorse e le finanze e quindi per la mia idea spendo di meno, un'idea che devo avere già, ed è questa l'ottica a volte che manca ai comuni, cioè si dice andiamo a europrogettare, ma non è che si va ad europrogettare, si hanno delle idee e si cerca di capire dove possono sovrapporsi a delle idee più ampie e attraverso le quali in realtà si spenderebbe lo stesso per fare il proprio progetto, ed è una chiave per esempio di lettura rispetto agli enti locali. C'è una penuria di fondi, ci sarebbero delle idee belle che a volte siamo tarpati. Se cerchiamo di alzare un livello come una scatola cinese su un'ottica più ampia, magari possiamo fare un pezzo di strada insieme
attraverso dei programmi europei. A volte ci sono dei preparati uffici di europrogettazione o di politiche europee degli enti che fanno un ottimo lavoro di sniffing, che cercano, e però dopo è difficile trovare i settori all'interno delle amministrazioni che poi si smazzano il lavoro. È un peccato, perché a volte questi uffici hanno delle competenze per trovare la call giusta, quindi tutta questa parte qui iniziale, e poi ti aiutano in fase di, diciamo, durante la gestione, e poi in fase di rendicontazione. E quindi poi all'ufficio si deve fare il cuore del progetto, però la realizzazione vera e propria, però magari è un progetto che stava lì in cassetto e non c'erano i fondi per realizzarlo, quindi a volte è un modo di porre le cose ai colleghi. E noi nel Comune di Venezia facciamo degli incontri dei corsi, noi Europe Direct, ma anche l'ufficio di europrogettazione, insomma di relazioni europee, di politiche europee, proprio dove il nostro target è il dipendente interno, per spiegargli qual è la logica, quali sono i campi su cui potrebbero ampliarsi, così non si lamentano sempre non ci sono abbastanza soldi, e delle idee. Certo, c'è uno scotto da pagare, che è rientrare all'interno di un sistema più ampio. Questa può essere una chiave. Barbara Simeonati, ho una startup e a me interessa più che altro quello che possono essere le opportunità per le startup o le piccole e medie imprese, e io ho già affrontato dei progetti. Le difficoltà che trovo normalmente sono: uno, trovare dei consulenti, capire come, se sono effettivamente bravi o no, e quale può essere anche il prezzo giusto da pagare per avere una consulenza di questo tipo. Ecco, quindi questo è il mio problema. I progetti che ha già fatto erano su bandi europei, SME Instrument, sì. Fase 1 Ho fatto una fase 1 che ho vinto al secondo colpo, poi ne ho fatto un'altra che non ho vinto, forse adesso ho anche capito perché, grazie a voi. Ho provato una fase 2, ma lì poi mi sono licenziata, quindi ho perso il filo, diciamo. Scusi. E poi ho partecipato a dei progetti anche di ricerca H2020 in partenariato con dei gruppi di ricerca. Sì. Ecco, quelli però non li ho presentati io, ero solo un partner e mi sono agganciata. Startup in che settore, scusa? E life science. Biotecnologie. Vuoi rispondi tu? No. Beh, per capire il fatto di essere presenti in queste sedi è fondamentale per capire la qualità di un consulente, perché capendo cosa serve, quando poi ci si interfaccia con i soggetti che si presentano, eccetera, se non altro si sa che cosa si deve chiedere, perché molto spesso chi si propone a chi non sa. Quindi la asimmetria informativa è l'elemento fondamentale che un po' in tutte le professioni genera a volte questa difficoltà, e la genera anche in quest'ambito. A volte non è, cioè quello che è fondamentale è non solo avere il buon progettista, ma un qualcuno che sia competente anche un po' nella materia, per quello chiesto in che ambito, perché scrivere un progetto, è vero, uno può leggere, studiare, approfondire. A me è capitato di scrivere progetti in settori di cui non sapevo assolutamente nulla, e in alcuni casi sono andati bene, ma questo mi è capitato dopo 20 anni di esperienza in settori in cui invece ero molto competente. Quindi dopo 15 anni anzi di esperienza in settori in cui ero della mia competenza, mi sono lanciata in altri settori, però ho studiato tantissimo.
Quindi uno degli elementi da verificare è non solo la capacità di scrivere un progetto, la conoscenza di bandi e programmi, ma anche la competenza nel settore. Queste sono le situazioni. Poi la domanda rispetto all'equo compenso non ha una risposta univoca. Non c'è una risposta univoca, non esistono più minimi tariffari per le professioni degli ordini, quindi non mi sento di dare una risposta. Di sicuro deve esserci un equo compenso, non a buon fine, perché è assolutamente scorretto nei confronti di una professione che richiede molto lavoro, molta competenza e molto impegno, però poi sta a ogni professionista a fare la sua offerta. E se Secondo siete me imprese poi- che immaginate di aver bisogno di consulenti, noi vi consigliamo sempre, è banale, fatevi dire e mostrare qualcosa che hanno scritto questi anche consulenti. Fatevi sempre, non dire, non date a prescindere, insomma, perché poi sappiate che insomma anche qui abbiamo fatto una volta una piccola ricerca e neanche tanto piccola e sinceramente cioè, progetti scritti da uno che finiscono nel curriculum dell'altro ce ne sono molti e capita spesso, è capitato anche a noi di trovarci allievi che arrivano con dei progetti di master che conoscevamo perfettamente chi aveva scritto e anche che erano andati male peraltro. Quindi c'è una difficoltà su questo, per cui al di là di titoli prendetevi sempre il gusto di farvi mostrare le cose che hanno prodotto e quanto hanno vinto. Completo, poi le lascio la parola, dottoressa. Ecco, il tema della capacità del consulente deve essere anche quello di scartare lui per primo le idee che non hanno probabilità di arrivare in porto. Cioè è un lavoro di screening che ci vuole in questo, anche appunto sia per evitare di perdere tempo, di produrre, di spendere risorse su. Con il nostro centro vi do questo elemento, noi non facciamo consulenza, ogni tanto facciamo qualche convenzione per attività di ricerca, specie su programmi nuovi, dove ci interessa lavorare per conoscerli. Noi chiediamo sempre in questi progetti un orizzonte temporale di 3 anni, perché è il tempo minimo perché salti fuori un'idea pertinente ad un possibile, diciamo, strumento nel quale collocarla e in cui costruire un tipo di relazione. Questo ve lo do come elemento per sapere che chi entra in questo da solo o con un partner che gli promette tutto subito e anche facile, ecco, tenete conto che se avete uno che vi dica guardate il nostro tempo è questo e in questo tempo probabilmente un progetto 1 lo caviamo fuori, ecco, è un interlocutore serio. Questo è un elemento di serietà, non di tirarla in lunga. Prego. Guarda, scusa un attimo, mi è capitato un mese fa che mi hanno contattato per questo Cosme che vi ho fatto vedere ora. E al di là del fatto che in quella settimana ero super impegnata, ma anche se fossi stata libera quella settimana e quindi avessi avuto un mese di tempo davanti, avrei comunque rifiutato ed era un caso in cui il compenso che mi prospettavano era anche abbastanza elevato. Ho rifiutato perché di fronte a 5 progetti finanziati in Europa l'idea era anche molto buona, il partenariato tutto sommato buono, però il tempo che avevo a disposizione era pochissimo e la capacità di instaurare quelle relazioni necessarie a far crescere un progetto di qualità era bassissimo. Quindi io ho rifiutato un compenso buono e una buona idea. E hanno trovato un'altra persona che ha accettato, allora questo bando scade
settimana prossima e ha accettato praticamente a 2 settimane dalla scadenza. Adesso io gli auguro che vada tutto bene, e assolutamente, perché le persone, però, ecco, io non lo so. E poi rispetto ai consulenti, se posso permettermi, si arriva alla truffa. Ah, beh. Purtroppo come Rete Europe Direct italiana nazionale e rappresentanza in Italia della Commissione europea, siamo spettatori e intercettatori, che poi a nostra volta facciamo le segnalazioni di soggetti che fanno vere e proprie truffe, perché appunto se non si conosce minimamente la materia arrivano a dire tipo soddisfatti o rimborsati, cioè arrivano a dire la sicurezza della vittoria del bando, quando per definizione questa non può esserci. Però se lì è truffa o è assoluta inesperienza di chi accetta una roba del genere. Comunque è una giungla di sedicenti esperti che arrivano a questo livello. Allora, questo livello è perfino naif accettare, però ci sono delle sfumature di millantatori che fanno molto rumore per nulla, e quindi noi stessi abbiamo dovuto segnalare riscontrare e segnalare delle truffe. Alcune vengono in qualche modo bloccate, ma poi, come in tanti settori, cambiano nome, cambiano pelle, sono bravi a fare una cosa, questo sì, però non è europrogettare. Sì, questo è vero, ci sono state anche delle indagini promosse dalle autorità di polizia giudiziaria su esposte delle associazioni di consumatori, ed è giusto. Ecco, c'era una cosa che mi aveva fatto venire in mente, adesso mi è sfuggita, quindi adesso mi tornerà in mente. Sì? Faccio io una domanda a Così voi. mi torna in mente. Allora, siamo in chiusura, ma abbiamo ancora 2 giornate davanti a noi. Allora, sulla mano chi ci sarà le prossime volte? Bene, sulla carta c'è scritto workshop. E volevo sapere un po' che idea vi siete fatti, quali sono le vostre aspettative, se qualcuno ha voglia di dirmi qualcosa, perché vorrei cercare di costruire, di ragionare un attimino assieme anche su questo. Cioè, l'obiettivo è quello di capire un po' quali sono gli strumenti di progettazione, quindi preferite una sezione frontale con la spiegazione degli strumenti, visto che il contesto è questo, siete in tanti, inizialmente noi ci aspettavamo numeri minori, quindi pensavamo di fare 2 tavoli di lavoro e provare a fare un po' di esercitazione, però se i numeri sono quelli di stamattina si fa Dobbiamo molta... organizzare diversamente la molto- composizione delle sedie proprio, capite? si fa in maniera, cioè è molto L'alternativa. più complicato, quindi l'alternativa può essere quella di avere 2 ore di metodi e tecniche e 2-3 ore insomma di metodi e tecniche e 1 ora di domande, approfondimenti, oppure 2 ore di metodi e tecniche, 1 ora di un esempio concreto, di un bando, di un progetto finanziato da vedere e poi domande, quindi metodi e tecniche, un caso concreto di un progetto finanziato, ecco, e poi domande, può andare bene come approccio? Ok, allora il menù potrebbe comprendere un Interreg, un Erasmus Sport, potrebbe comprendere un Creative Europe, potrebbe comprendere cosa? Sto pensando, un Horizon, però direi che Partiamo con l'Horizon questi tre, forse... dai, anche un perché Interreg poi forse. vediamo per l'altra volta. Sì. No, vabbè, tanto per, per cercare di fare una cosa anche che incroci i vostri interessi. Vedremo anche come si costruiscono quei progetti di cui parlavate prima e come interagiscono fondi diretti con fondi strutturali. Ci sarà un esempio anche su questo?
No, non ci sono progetti su cui interagiscono, forse mi sono spiegato male, faccio veramente ammenda se è passato questo concetto. Esistono progetti, cioè esistono diciamo linee di lavoro all'interno delle organizzazioni per cui determinate attività le fai ricadere in un bando diretto e determinate attività usi il PORFESR. Non c'è un unico progetto in cui entrambi, sì, sì, o si spezzano opportunamente le attività in modo di mettere quelle eleggibili nel bando diretto, tipo gli staff cost, i preparation. Ecco cosa mi è venuto in mente, cosa volevo dire. In alcuni programmi europei i costi di preparazione, quindi del consulente, sono eleggibili. Quindi questa può essere anche una mossa per farsi aiutare nella definizione dell'idea. Interreg, le preparation cost sono eleggibili. Sì, questo può essere il problema, altrimenti bisogna lavorare in politiche di partenariato opportune. Sì, sì. Che poi eventi come questo servono anche a questo, peraltro, perché guardando l'elenco di chi c'è qui oggi, veramente ci siete di tutto, Ecco, insomma, infatti quindi si la può vera fare. domanda era: comuni? Quanti sono comuni? Enti pubblici, comuni, enti territoriali? Associazioni culturali, sport, associazioni, giovani, aziende, privati, business? Consulenti di aziende anche. Andiamo su settori. Sì, no, infatti. No, è singoli interessati. No, era per capire un attimo cosa Personale pescare ricerca, per la prossima volta. Sì. Non so se posso interessare, però mi piacerebbe vedere, partendo da un'idea, la rilevanza rispetto, cioè quel gap, come si va a valutare il gap. Sì, questo richiede un po' più di tempo forse rispetto a quello che abbiamo a disposizione in queste 3 giornate, ed è il lavoro che noi di solito facciamo nei 5 giorni d'aula, cioè noi quando lavoriamo su 8 ore al giorno per 5 giorni di fila, lavoriamo a partire dalle idee dei partecipanti, li facciamo trovare a loro il programma, il bando, li organizziamo in gruppi, ma lavoriamo non su proposte che caliamo noi dall'alto, non su esercitazioni calate dall'alto, ma sulle idee dei gruppi. È chiaro che poi non lavoriamo su 20 idee, ma poi si ragiona su 4-5 idee e su quelle idee si sviluppa un'esercitazione concreta, però è chiaro che ci vuole più tempo e più presenza e meno numeri di persone, quindi anche a me piacerebbe molto di più fare quello, perché è quello che insomma facciamo anche con In previsione... però, purtroppo nei tempi che abbiamo riusciamo a vedere insomma un po' di tecnica, ma non l'esportazione di quella tecnica nel caso dall'idea al progetto. Mi scusi, la domanda è dall'idea al progetto? Sì, ma dall'idea loro al progetto. Sì, ma Ecco, è il... No, allora, lei tocca, scusate, questa è la domanda fondamentale ed è tutto l'oceano esistente tra il sarebbe bello e il progetto europeo. Se diciamo cosa sarebbe bello, probabilmente tutti voi o quasi tutti, tranne chi è qui proprio per sbaglio, ma probabilmente avrebbe qualcosa che sarebbe bello nella sua realtà. Il passaggio al progetto europeo è qualcosa che è veramente complesso. Noi lo facciamo con vari boost in cui praticamente i docenti hanno già in qualche modo una traccia in mente e trasmettono delle suggestioni alla classe
che poi magari diventa un'idea, ma effettivamente dal nulla partire potrebbe essere un percorso per cui stiamo ore a lanciare slogan di sarebbe bello, ma sono tutte cose che non possono diventare progetti. Comunque qualche cosa faremo. Quello che vi volevo, per cui speriamo resti soddisfatta anche di quello che vi proporremo. La cosa che volevo chiedervi è chi tra voi ha già visto materialmente un progetto scritto, anzi, ecco, così cioè, avete un formulario scritto compilato di progetto europeo? Qui l'avete già visto? Bene, no? Progetto scritto finanziato o progetto scritto punto? Finanziato. Ok, Bene, no, perché magari uno... Bene, sì, quindi li avete già. No, volevo capire perché probabilmente è quello che vi troverete anche a vedere, a fare in mano come formulari, magari per qualcuno è una cosa completamente nuova, qualcuno l'ha già visto. Noi, casomai, altrimenti qualcuno potevamo mandarvelo scritto da noi, in modo che in aree, diciamo, non molto sensibili, chiaramente, cioè aree dove non ci sono dei temi di segreto industriale o di innovazione particolarmente sensibili, ma così giusto perché magari uno viene avendo visto già cos'è un progetto nell'area non so, del sociale, ad esempio, lì siamo abbastanza trasversali e poco attenti a cose di riservatezza. Bene, altre domande? Sì, signora, c'era lei, sì, mi scusi. Sì. Due cose, poi però magari chiedo anche a te, Raffa. Allora, sul discorso di Life era un tempo, ci fu un tempo in cui Life era un programma abbastanza semplice, noi lo consigliavamo anche come programma da scegliersi per conseguire il master, anche a chi volesse, specie giovane. Ora è diventato un programma ad altissimo coefficiente di difficoltà e non è affatto didattico. Quindi noi lo usiamo molto poco per insegnare a fare europrogettazione live, perché è un casino. Quindi, È diventato molto, cioè la base scientifica di partenza è, in questo periodo di programmazione è diventata elevatissima. Quindi... E nonostante questo, 700-800 progetti all'anno arrivano su Life per un mistero che non riusciamo a spiegarci. Quindi, sinceramente, noi che siamo dei formatori e ci costerebbe nulla, ne abbiamo altri che troviamo più didattici rispetto a Life. Credo quindi che la risposta sia no, per quanto riguarda, proprio perché altrimenti andremo a finire in tutte le complessità di quel programma, che sono parecchie. E senza essere interessante, perché tra l'altro è cofinanziato al 50%, quindi è uno di quelli con il minore indice di cofinanziamento. La realtà che lei descrive è di qualche anno fa, cioè mentre sistematicamente chi scriveva il progetto aspirava ad occuparsene, anche dal punto di vista amministrativo, ci sembra di poter vedere che negli ultimi tempi le due figure si stiano divaricando e chi fa gestione, anche perché comincia ad esserci ormai un flusso per chi fa progetti abbastanza regolare, abbastanza facile vincerne un secondo dopo un primo, eccetera, ma chi si occupa di gestione tende a fare soltanto gestione. Chi si occupa di progettazione tende a fare progettazione e anche occuparsi di gestione, non tanto, salvo naturalmente chi lo fa, ma dal punto di vista amministrativo, quanto soprattutto dal punto di vista di gestione tecnica dei contenuti, degli eventi, del rapporto con i partner, quindi di quegli output o intellectual outputs in certi casi che sono previsti dal progetto e che lui che l'ha scritto
è quello che ha in mente che cosa voleva tirare fuori. Quindi è opportuno in questi casi che sotto il profilo dei contenuti chi ha scritto il progetto resti coinvolto nella gestione. Sempre meno è coinvolto invece nella gestione amministrativa e rendicontativa. Quello sta finendo in mano a figure che fanno soltanto questo. Sì, la gestione di fatto si articola in 3 livelli. C'è una gestione tecnica, operativa, di risultato, di impatto, eccetera. C'è una gestione amministrativa, rendicontativa, finanziaria, e c'è una gestione di comunicazione e di disseminazione. Queste sono sostanzialmente le 3 grandi dimensioni della gestione. La gestione operativa, qualità, tecnica, eccetera, ha molto senso che tenga dentro il progettista, o quantomeno parte del gruppo che ha ideato e sviluppato il progetto, perché ha una logica di continuità. Mentre chi fa la gestione amministrativa finanziaria può essere altro. Negli anni io ho fatto 1 e 3, cioè progettazione, e poi mi sono occupata anche delle 3 forme di gestione, ma questo all'inizio era quasi come il prezzo da pagare per fare progettazione per me personalmente. Però lo facevo volentieri, ma chiaramente prediligevo la gestione tecnica di contenuto, e l'altra la facevo perché c'era da fare. Ma nel farla cercavo di trasferire le competenze e le conoscenze alle persone all'interno delle organizzazioni, affinché diventassero poi autonome nel farla, perché la parte amministrativa chi sta all'esterno non la può fare tutta fino in fondo. Quindi si arriva fino a un certo punto, si trasferiscono le competenze, e la gestione amministrativa finanziaria è bene che venga fatta internamente, o insomma da gruppi che poi gestiscono l'operatività di quel tipo. È articolato in questi 3 elementi, in queste 3 fasi. No, c'è chi fa solo il corso di gestione occupandosi di quello, non avendo fatto il master nella progettazione. E è una cosa che noi troviamo anche abbastanza comprensibile, normale, inutile. Quindi sì, non sono probe, sono proprio si stanno delineando effettivamente 2 figure diverse, chi fa progettazione e chi fa gestione. Specie quando la gestione è di tipo intendiamo la parte amministrazione e rendicontazione. Chiaro che gli spieghiamo anche degli eventi, della comunicazione, dei contenuti, delle in relazioni intermedie, cose che magari riguarderebbero più il vero e proprio project manager. Però si stanno separando un po' le strade. Bene. D'accordo. Grazie della vostra partecipazione e presenza. Allora venerdì della settimana prossima è il prossimo appuntamento, va bene. Buona settimana e buon rientro.